ginocchio li sta, forse pregare nemmeno lui sa, con gli occhi fissi ad un altare, ad un'effigie vuol parlare. Che vicino di banco gli sto, sussurro amico, tu soffri lo so, vorresti piangere e gridare al mondo intero. Oh mio Signore, la notte è discesa in me, porta luce nel freddo mio cuore, che ha bisogno di tanto calore. Oh mio Signore, non ho mai creduto in te, ma pregando comprendo che sei qui con me. Lui mi ringrazia e confessa, lo so, un uomo indietro tornare non può, ma di lassù lui capirà se abbiamo in noi sincerità. Ho fatto male più agli altri che a me, e forse tardi ho capito cos'è quel desiderio di pregare, di confessare. Oh mio Signore, la notte è discesa in me, porta luce nel freddo mio cuore. Oh mio Signore, ho scelto questa canzone questa mattina perché veramente non sappiamo più dove appellarci, ci appelliamo al Signore, chi almeno ci crede, siamo in tanti, perché veramente come usciamo di casa, ma anche in casa non ci salviamo più dalle truffe, dai furti, dai bulli, dai delinquenti. E tutti parlano, ma alla fine chi ci rimette sono le persone, soprattutto le fragilità poi, perché colpiscono anche quelli, le famiglie, queste casette che vengono di notte ma anche di giorno, di mattina, assaltate da queste bande che arrivano non si sa come, a che ora, da dove, spariscono in pochi minuti. E poi le truffe sono una cosa incredibile, una ne pensano e 2000 ne fanno per imbrogliarti, per aggirarti, e pensate quante fragilità ci sono, ma anche non tanto fragilità, che cadono perché all'improvviso arrivano queste persone e non riesci neanche a capire cosa sta succedendo. Ne parleremo questa mattina con un ospite graditissimo che è Daniele Pellicciardi, che è referente poi controllo di vicinato e non solo. Saluto anche Paolo Battistini, referente Associazione Italiana Vittime della Strada. Ciao Paolo, grazie di essere qui anche tu, e parleremo anche di incidenti, di vittime, perché veramente c'è qualcosa che non torna. Allora inizierei proprio da Daniele Pellicciardi. Allora, controllo di vicinato abbinata truffa. Cosa sta succedendo, Daniele? Com'è la situazione? Buongiorno intanto. Sta succedendo che appunto questi anziani, ma anche persone giovani, vengono tirate in inganno con queste telefonate via internet, siti, e c'è gente che purtroppo ci casca e ci perde anche soldi, insomma. Purtroppo anche certi proprio si perdono tutto quello che hanno racimolato nella loro vita e cadono in queste situazioni dove si fidano di chi è dall'altra parte del telefono. Senza neanche conoscerli. Perché magari sentono o vedono che il numero di telefono è un numero conosciuto, perché riescono anche a farsi passare per numeri conosciuti, tipo carabinieri, polizia. È questo che non si capisce come facciano. Ci sono delle organizzazioni che lavorano, per sentito dire ci sono addirittura delle scuole che insegnano come truffare la gente. Ma non è, Daniele Pellicciardi, che forse anche noi dobbiamo cercare di capire come comportarci, nel segno che la paura regna sovrana, purtroppo devo dirlo, è quella. Però la gente si fida, specialmente hanno paura, specialmente anche le fragilità, però vicino c'è la voce mi fido, giustamente, perché vedo il numero che conosco, perché si presenta un carabiniere, perché mi dice che mio figlio è in gravi condizioni. E invece io penso che più della paura in sé dovremmo stare con le antenne molto alte, nel senso che dopo tutto quello che si sente, perché non possiamo dire che non c'è informazione,
Quando arrivano questi numeri o si presentano queste persone anche in divisa, state molto attenti a quello che dico, la prima cosa da fare intanto non aprire a nessuno, anche se è una divisa. Assolutamente. Chiamare un familiare, il familiare più vicino che hai e dire: mi ha appena suonato un carabiniere, cosa faccio? Esatto. O se mi no... ha appena suonato uno del gas, cosa faccio? Ho visto questo numero sul telefono, sei tu? Cioè dovete stare attenti a questo, Pellicciardi. Sì, se no fare direttamente il numero 112. 112, anche senza parlare, la centrale operativa acquisisce la telefonata e anche se non si parla comunque viene registrata, localizzata e sentono quello che sta succedendo all'interno dell'abitazione. Anche se c'è una minaccia di qualcosa, facendo semplicemente il numero e lasciando il telefono aperto, esatto. loro sentono tutto quello che succede e localizzano la chiamata e, insomma, nel limite del possibile mandano, in base alla gravità di quello che sentono, mandano la pattuglia. Per cui è quello la cosa da fare subito, anche se chiamano, anche se c'è un carabiniere davanti alla porta, si fa subito il numero. E non si apre la porta. Non si apre assolutamente la porta. Cos'è che la preoccupa di più Daniele Pellicciardi in questo momento? Lei che poi, oltre al controllo di vicinato, ha capito l'importanza anche di supportare queste fragilità e parlare di truffe, perché non ne possiamo più. Quello che cerco di divulgare io, sia nel gruppo del controllo vicinato, ma anche attraverso Facebook, faccio sempre dove vedo una truffa la mando subito in rete, in chat, in maniera che la gente faccia anche da passaparola. Cioè, se io mando una chat di qualcosa di pericoloso, questa viene mandata e c'è questa divulgazione di questo pericolo che può succedere, insomma. Allora, abbiamo Rinaldo da Venezia, poi andiamo da Paolo Battistini. Rinaldo, hai sentito che la Giulia ti ha salutato l'altro giorno con tanto calore? Rinaldo? Non lo sento. Allora andiamo da Paolo Battistini intanto. Paolo, ciao, grazie di essere qui. Associazione Italiana Vittime della Strada, cosa sta succedendo? Per quante informazioni cerchiamo di dare? La velocità, soprattutto la superficialità con la quale si guida. Guardate, anche ieri ho visto dei furgoncini, guardate, una roba allucinante come correvano. Ma cosa bisogna? Perché se ne troviamo uno non è che ne dobbiamo trovare chissà quanti, ma perché non si rendono conto che non si può correre in quella maniera? Abbiamo visto anche cosa è successo in questo periodo. Prego Paolo Battistini. Purtroppo non è mai abbastanza l'informazione, la sensibilizzazione, perché purtroppo sulle strade si vedono di tutto. Ieri sera, proprio con la nebbia, mio figlio ha rischiato di essere investito diciamo, in un sorpasso, in un dosso, diciamo, dove non c'era visibilità, e poi la nebbia, e quindi si rischia ogni minuto e ogni ora quando si è sulla strada, perché purtroppo c'è troppa... vuol dire, noi la chiamiamo violenza stradale, diciamo, ecco, no, non sono incidenti semplici, c'è una violenza, c'è una irresponsabilità alla guida che è enorme. Io dico sempre anche il gesto più banale, quello di mettere la freccia, le indicazioni di direzione, ormai non si fa più. Esatto. Ieri in autostrada, perché sono stato a Geggia ad un seminario per la sicurezza stradale, ecco, in autostrada non c'era una macchina che ha messo gli indicatori di direzione. Voglio dire, c'è un sistema che purtroppo... No, le regole sono un optional, ecco. Io approfitto anche per dire che domani ricorre la giornata mondiale del ricordo della vittima della strada, mondiale e nazionale, attraverso una legge del 2017, in ricordo delle vittime della strada, e non solo ricordo, per il ricordo diciamo rivolto alla consapevolezza, alla riflessione sulle cause e sulle, diciamo, le conseguenze di un incidente stradale. E quindi ecco, ero anche a questo seminario a Ceggia, molto partecipato, perché abbiamo avuto stranamente oltre 19.000 diciamo, contatti, diciamo, in Facebook, perché è stato trasmesso in diretta. È una cosa che è abbastanza insolita, ecco. Cosa è emerso da questo seminario, Paolo? Come? Cosa è emerso da questo seminario? Allora, si è evidenziato, diciamo, intanto le cause principali degli incidenti stradali, però ecco, come associazione noi mettiamo sempre in risalto diciamo, il fenomeno
strage che avviene all'interno delle famiglie, diciamo, la strage umana, il peso umano di questa strage, diciamo, ecco, famiglie che vengono sconvolte in tutti i sensi, equilibri familiari che vengono divelti, vengono stravolti, e che poi c'è tutto un percorso di metabolizzazione del lutto che non è facile. Non solo perché ricordiamo che oltre alle migliaia di morti ci sono anche migliaia e migliaia di feriti gravi che portano alle conseguenze per tutta la vita. Si cerca di far capire cos'è un incidente stradale. Non è una banalità, come spesso si vuol far capire. È purtroppo una cosa seria che coinvolge, diciamo, molti aspetti, dal dolore alla disperazione, ma anche a aspetti legali, perché purtroppo si va alla ricerca della verità, processi e quant'altro. Cioè, c'è un insieme di dinamiche che sconvolge la vita in tutti i sensi, ed è questo che vogliamo far capire alle persone. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia, vediamo se è in linea. Rinaldo, dicevo prima che ti ha salutato la Giulia, ti ha veramente salutato affettuosamente, ti ha augurato un veloce recupero. Tu come hai fatto con lei? Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto ringrazio tutti quelli che mi hanno salutato e mi hanno chiamato. Io ti dico Mirella, il coso del vicinato è sempre sta, perché una volta dove che abitavamo noi altri, ed era andato a beccare, mi stavo in Campo Sapore, quando che vedeva qualche dunque andava in grata, io notavamo subito, per il fatto che si vedeva l'atteggiamento e non c'era del posto. Però adesso che faremo le tasse, dovrebbe essere la legge che ne protegge, perché non c'è più i tempi di Marco Caco. Adesso il ha tutti gli strumenti, il ha tutto. E cosa c'è questo discorso? Che se non abbiamo neanche il diritto di difendersi, perché si incarna, ti dà una ignava a uno che viene a parte, ti occupi, ti va in galera. Ma di cosa si vuole parlare? È il vicinato. È il vicinato che a Masa è una bella associazione, bravi, per quello che fa e per quello che voleva fare, ma mettere in grado anche te ad operare i bastoni, non solo con la bocca, perché gli alberi di adesso, gli scaltri, non sono come quelli una volta, e alberi di graine praticamente. Adesso in tutti i modi, i versi e tutto, va bene, Mirella, se abbiamo problemi di 100 anni fa, e vogliamo risolverli con la bontà. Ma dai, Mirella. Grazie caro Rinaldo, grazie, vado avanti perché sennò non ce la faccio, dobbiamo vedere anche questo servizio. Ciao Rinaldo, mi raccomando, riguardati. Andiamo a vedere Pietro Belli, tentata truffa. Andiamo a Treviso. L'11 novembre trovo un messaggio sul telefonino dicendo guardi che c'è stato un avviso di pagamento di 1.400 euro, se non lo riconosce chiami questo numero, e dava l'indicazione di Nexi. E io chiamo perché quando si tratta di soldi uno verifica subito, e mi risponde un addetto, dice sì, guardi che è la quarta persona che ci chiama oggi da Treviso, quindi vuol dire che è in azione qualcuno nelle banche che gli dà dei codici per effettuare questi pagamenti, piccoli pagamenti, per cui uno non potrebbe non accorgersene, e si verificano. E mi ha chiesto che banca avevo e addirittura è arrivato a chiedermi, e questo mi ha già insospettito, quanti soldi avessi sul conto. Una truffa telefonica che sembrava come tante altre, nella quale il giornalista Giuseppe Pietrobelli è riuscito però a non cadere, ma che stavolta ha avuto una sofisticazione in più. Il truffatore infatti ha addirittura chiamato col numero della centrale dei carabinieri di Treviso e fatto il nome del comandante provinciale. Dopo aver dato un codice al malcapitato nella prima telefonata, ecco infatti cosa accade. Passano 5 minuti e mi chiama un numero 0422 che è il centralino dei carabinieri di Treviso. Rispondo e dice sono il colonnello, e
che è il comandante provinciale dei Carabinieri Massimo Ribaudo, e comincia a raccontarmi che hanno un infiltrato in una banca di Treviso, una talpa dei Carabinieri che sta indagando perché la direttrice o la vice direttrice stanno cedendo i codici per accedere ai conti bancari e quindi loro sono su queste tracce. Pietro Belli si insospettisce perché normalmente un comandante dei Carabinieri non chiama a casa nessuno, e a maggior ragione cresce il sospetto quando dice al comandante che lui è pronto a recarsi in centrale. Dico: allora, colonnello, se è così grave, io abito a 5 minuti dalla caserma, vengo in caserma, ne parliamo di persona. No, non serve, glielo ripeto 2 volte, non serve, e alla fine la telefonata finisce lì. Poi l'ultima prova: Pietro Belli controlla sul computer quando Ribaudo avrebbe preso servizio e interroga la persona al telefono. Colonnello, lei quando è arrivato a Treviso? Risposta: nel 2024. E io ho detto: no, lei è arrivato nel 2022 perché l'avevo visto. No, ma sono diventato colonnello nel 24 e io sono arrivato nel 2022. Ecco, quindi aveva anche pronta una risposta su alcuni dati personali, però erano sbagliati, evidentemente l'ha inventata. Pietro Belli poi ha segnalato il caso alla polizia postale. Se così non avesse fatto, probabilmente sarebbe arrivata una richiesta di denaro che da una prima ricostruzione porterebbe in Albania, e anche se la truffa stavolta è sventata, il pericolo per chi non è così lucido resta enorme. Mi è stato confermato che sono in grado di falsificare i numeri di telefono e di far apparire sul display il numero della caserma dei Carabinieri, che è assolutamente fasulla. Abbiamo in linea, pensate, Andrea Saccarolla, sindaco di Martellago. Buongiorno sindaco. Buongiorno Mirella, come va? Tutto bene? Ma insomma, con queste notizie non tanto, sindaco. Lo so, però vi stavo seguendo, ho visto l'amico Paolo Battistini e ci tengo a fare un saluto perché domani noi come Comune di Martellago appunto ricorderemo tutte le vittime della strada con un evento, sia oggi pomeriggio con un evento spettacolare, nel senso con una simulazione di un incidente dove spiegheremo ai giovani l'importanza di andare piano in macchina e dell'uso del cellulare, sia domani mattina in piazza Bertati alle 10:30 con testimonianze appunto di persone che hanno perso persone care in incidenti stradali. Ci tengo a intervenire perché vedo che poche amministrazioni stanno prendendo in considerazione questa giornata, invece secondo me è molto importante ed è giusto dare voce a tutte quelle persone che appunto hanno perso dei familiari, soprattutto in strada, che deve essere un luogo dove si va per raggiungere mete, raggiungere altre persone, invece tante volte vediamo si raggiunge la morte, quindi sicuramente è giusto ricordare e dare atto a Paolo Battistini per quello che sta facendo in questi anni, quindi volevo proprio ringraziarlo. Sindaco, una cosa volevo chiederle, se è anche lei del mio parere. Non le sembra che siamo tante associazioni ma troppo divise, anche in questi momenti cruciali dove dovrebbe esserci un'unione molto forte tra associazioni che si occupano della cronaca della quale stiamo parlando stamattina, che è una cronaca non nera di più, visto i morti, gli invalidi, le famiglie distrutte che abbiamo, però mi sembra che non si faccia tanto. Cosa dice lei, sindaco? Allora, sono d'accordo, vanno ringraziate tutte le associazioni comunque, però se si lavora insieme si raggiunge l'obiettivo. Se andiamo avanti ognuno sulla propria strada, sono d'accordo con te, la questione si fa difficile. Però comunque le associazioni che si mettono in campo per portare avanti questi obiettivi di sensibilizzare, andare a piano in strada, l'uso del cellulare, posso solo che ringraziarli. Dall'altra parte, se ci fosse una collaborazione più ampia sicuramente sarebbe qualcosa di più efficace. Grazie sindaco, grazie anche della telefonata. Allora Paolo Battistini, ecco, tante associazioni, tu hai cercato di portare avanti il villaggio delle associazioni che abbiamo fatto, dove erano presenti in 3 giorni più di 120 associazioni, però la fatica di essere uniti, eppure è un tema che ha toccato tutti, qui non è una questione di visibilità, è una cosa che dovrebbe unire le associazioni per arrivare anche al governo, perché è là poi che si deve andare, perché è là la stanza dei bottoni dove si decidono anche quali strade intraprendere, però è molto difficile. Ecco, io vedo tante volte associazioni nuove, ecco, invece di andare anche a supportare quelle che da anni si battono, ognuno apre un'associazione. Cosa dici, Paolo Battistini?
Sì, esatto. Intanto volevo salutare il sindaco Saccarola, se ci sente ancora, ecco, e condivido pienamente quello che ha detto. Ci vedremo questa sera e poi domani mattina in piazza a Martellago, perché si è dimostrato un sindaco molto sensibile in questo, e in questo va, diciamo, tutto il mio apprezzamento e quello dell'associazione. Ecco, è raro trovare, diciamo, delle amministrazioni che sono sensibili in questo senso, e come ha detto dovrebbero essere tutte le amministrazioni sensibili e partecipare a questi eventi. Ecco, perché sarebbe molto più facile in tutto e per tutto. Riguardo all'associazionismo, ecco, è vero che purtroppo ci sono tante divisioni e qua purtroppo il protagonismo non ci deve essere. Siamo tutti, diciamo, attivi per un obiettivo comune, che è quello di diminuire le morti su strada, le disabilità, per cui ecco, nessuno deve salire al gradino più alto, mentre purtroppo ci sono, diciamo, anche a livello associazionismo dove c'è del protagonismo e così via, e questo è deleterio. L'unione fa la forza, dicono, no? Più siamo e più siamo uniti e più abbiamo voci in capitolo a livello parlamentare, a livello governativo, e purtroppo la divisione fa in modo che purtroppo veniamo un po' lasciati da soli. È questo che non ci deve essere. Questo Ma come mai, Paolo Battistini, il governo è così poco sensibile anche alle proposte che avete portato avanti, anche sulla sicurezza stradale, con i mezzi che abbiamo anche per riuscire a dare più sicurezza quando uno guida? Ecco, mi permetto e colgo l'occasione per salutare la grande Cassaniti, questa donna che veramente dopo la perdita della figlia, Giuseppina Cassaniti, che è la presidente dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, ha cercato di contribuire in tutte le maniere, è arrivata anche in Parlamento, è stata ascoltata anche dai giovani, poi dopo tutto finisce là. Perché non c'è sensibilità? Abbiamo provato anche in Europa con l'airbag per cercare di portare avanti, visto che abbiamo questi strumenti, ma sembra che non ci sentano molto. Eppure i morti sono morti, le vittime sono vittime. Prego Paolo. Purtroppo non c'è la sensibilità adeguata a questo problema. Molto spesso si sottovaluta, l'incidente stradale è una cosa che deve succedere in qualsiasi momento, perché siamo in tante macchine che girano per la strada e così via, 40 milioni di patentati, è una cosa che diventa impossibile, perché non c'è questa sensibilità, diciamo, abbastanza determinata, cosa che in altri paesi c'è. In Svezia, pensare che abbiamo 51 morti per milione di abitanti, quando in Svezia ne hanno la metà, 26, Spagna, Francia lo stesso, Inghilterra lo stesso, per cui vuol dire che manca di dare l'importanza a questo fenomeno, perché purtroppo è anche un fenomeno di economia sociale. Abbiamo un costo sociale che è solo di 18 miliardi all'anno, voglio dire, è una finanziaria, e quindi bisogna che i governi pensassero a questa cosa qua. Basta pensare purtroppo, ecco, al fatto della omologazione e approvazione dell'autoveloce, che aspettiamo da un anno e mezzo che venga risolto, per cui l'attenzione non c'è. Non lo so, è una cultura che deve ancora crescere, e quindi ecco, noi insistiamo in questo e non molliamo. Grazie Paolo. Lo sentiamo anche Daniele Pellicciardi in merito anche al servizio che abbiamo visto del giornalista Pietro Belli con questa tentata truffa. Per fortuna che è molto attento, accorto, capiva anche come comportarsi, cosa chiedere, cosa rispondere, però non è sempre così facile fare questo. Prego. Diciamo che loro sono stati sfortunati che ha trovato una persona preparata, perché è stata subito veloce a capire che insomma c'era qualcosa che non andava. Purtroppo loro, ok, questa è andata male, ne riprovano con un'altra, e questa è la loro forza, di provare finché trovano quello che ci casca. C'è una squadra che lavora su questo. C'è una squadra, loro hanno questo come loro compito, i truffatori, il loro compito è fare questo anche tutto il giorno, provare, chiamare 100 telefonate, una la trovano che riescono a truffarla. Per quello che dico, non bisogna fidarsi di nessuno. Allora, Daniele Pellicciardi, lei ha avuto un lutto gravissimo che non passerà mai, però da quel lutto si è rimboccato le maniche e ha cercato di dare un contributo anche per migliorare la qualità della vita, la comunità, essere utile. Però io sono dell'idea
che bisogna che qualcuno inasprisca le pene. Io sono completamente convinta di questo, abbiamo pene molto leggere, abbiamo legge e interpretazione, perciò i giudici è vero che è soggettivo, però applicano le leggi che sono state fatte in Parlamento. Per cambiare le leggi ci vuole del tempo, adesso sono tutti in campagna elettorale, perciò stanno promettendo il mondo, nel vero senso della parola, attenzione, penso che anche qui sia una truffa, Daniele Pellizzardi, in qualche modo, perché la gente promettere una cosa, ecco, magari cavalcando anche dei familiari che hanno perso i loro ragazzi, i loro familiari, oppure queste pene che non riescono a capire se veramente sono delle pene che danno giustizia. I soldi non bastano a volte, i familiari, loro vogliono giustizia, che la persona venga colpita e che faccia gli anni di carcere che sono stati assegnati senza bonus, senza taglie, il patteggiamento. Ecco, cosa vorrebbe dire lei alla politica? Lei che sa di quello che si prova, come si vive, perché cambia la tua vita, non è più quella la tua vita. Eppure sei sempre là che cerchi di fare il bene della comunità. Sì, beh, la vita ti cambia e ti dà la forza di cercare, almeno per quello che si può, di migliorare la vita agli altri. Almeno in questo è il mio caso, insomma. Io ho 18 anni che mi sono promesso di fare qualcosa per Gorgo al Monticano. Insomma, io sono consigliere comunale, sono riuscito insomma a diventare consigliere comunale grazie ai cittadini di Gorgo al Monticano che hanno voluto questo e mi sono messo a disposizione del paese per far sì che certe cose non succedano. E per quanto riguarda le promesse elettorali, la gente non dimentica. Io sono convinto che le promesse che un candidato fa, la gente non dimentica. Se tu non prometti, la prossima volta sei tagliato fuori. Questo sono convinto. Cioè, se tu hai fatto una promessa e non l'hai mantenuta, io quella cosa me la ricordo e non ti voto più. È chiaro. Io avrò le mie idee, ho le mie idee personali, però una persona che fa una promessa la deve mantenere. Se non la mantieni sei tagliato fuori, per me. Allora, questo controllo del vicinato, noi abbiamo fatto un servizio, mi dispiace di non averlo in onda oggi perché ieri non ce l'ho fatta a dire alla regia di prepararmi questo, di questa aggressione che è stata fatta proprio nei confronti delle persone che facevano il controllo del vicinato da questi delinquenti che sono stati presi con le spranghe. Ecco, bisogna stare anche molto attenti perché questi girano armati, se non hanno pistole e coltelli hanno bastoni, hanno spranghe, non sempre ma molte volte, e soprattutto se hai a che fare con degli improvvisati, perché bene o male quello che sa che se ti tocca cosa fa, cosa rischia, però abbiamo anche delle persone che per tanti motivi o perché sono sotto stupefacenti o altro, in quel momento non sai cosa fare. Quanto importante è anche capire che devi avere anche la sicurezza e proteggere la tua persona, la tua famiglia e le persone che stanno facendo quello che il bene della comunità, ecco, il controllo del vicinato. Il controllo del vicinato non è altro che, io dico, delle telecamere messe in tutto il paese. Cioè i nostri occhi, gli occhi delle persone che fanno parte del controllo del vicinato sono delle telecamere. Vedono, sentono e messaggiano. Mandano su questo gruppo WhatsApp, mandano questo messaggio di questo pericolo, questo probabile pericolo. Tutti gli appartenenti al gruppo ricevono questo messaggio e alzano le antenne, insomma stanno un po' più attenti. Si cerca di fare questa rete, più grande è la rete, più le persone sono state avvisate. Dopo è chiaro che se per sfortuna entrano in casa di uno del controllo del vicinato, è chiaro che dopo qualsiasi persona che vede una persona nella propria casa reagisce. C'è chi non reagisce, c'è chi reagisce. Magari è bene, è sbagliato reagire. Ogni reazione di una persona che vedi qualcuno in casa, cosa fai? Reagisci in qualche modo, gli tiri una pentola, se hai una pentola in mano gliela tiri dietro, cioè una minima reazione si fa. Dopo è chiaro che bisogna vedere chi ti trovi davanti e la persona che c'è, insomma, se è anziana è chiaro che più di tanto non può fare, l'unica cosa sarebbe da dire prendete tutto quello che avete e andate, basta, questa è la cosa a fare. Io ho un'amica, l'altro giorno proprio si parlava, lei abita su una via con tante casette,
quasi tutte di persone diversamente giovani. E lei mi ha detto una cosa importante: guarda Mirella, io sono convinta che quando esco io ho queste carissime persone che sono in casa, all'interno della casa, e controllano la strada 24 ore su 24, perché sono a casa, ecco, non sanno cosa fare, perciò ecco, questa è una cosa molto importante, perché lei diceva io mi sento sicura quando esco, perché so se c'è il minimo dubbio mi arriva la telefonata, guarda che abbiamo visto una macchina, guarda che loro chiamano immediatamente, poi noi decidiamo cosa fare. Ecco, allora i diversamente giovani, come li chiamo io, sono molto importanti, perché sono loro poi che fanno, perché la gente di alta età ma lavora, è fuori casa, e i ragazzi sono a scuola, perciò sono loro i nostri guardiani. Pensate che bravi. Prego Daniele. No, anche perché le persone anziane che sono in casa, purtroppo per varie cose, chi è magari non può muoversi di casa, sono persone che ormai sono abituate a tutti i rumori che si sentono e le persone che si vedono. Per cui quando c'è qualcosa di strano, qualche rumore strano, qualche persona strana, viene subito, la captano subito, hanno un modo per capire che è una persona estranea. Una volta c'erano le signore che si sedevano fuori dalla porta di casa, non so se hai presente, no? I paesi, le anziane che sedevano fuori, pettegolavano, spettegolavano. È tutto sotto controllo. Ecco, era tutto sotto controllo. Diciamo che il controllo del vicinato è non guardare quello che sta facendo il vicino, se sta facendo cosa, ma è proprio cercare di creare questo pettegolezzo che a volte può dar fastidio, però in questo caso, in certi casi, è utile. E soprattutto il problema delle forze dell'ordine. Io ho sentito anche a Mogliano che c'è questa pattuglia che gira tutta la notte, che è molto importante a mio avviso, perché sembra di no, però avere questa pattuglia che gira in continuazione, strade, stradine, eppure poi vediamo che poi di giorno succede di tutto e di più anche di giorno. Allora non c'è più un orario. Hanno cambiato un po' gli orari. Esatto. Si vede, sto notando che anche alla mattina, al pomeriggio, qualsiasi orario è buono. È buono, non c'è più di dire viene il buio, questi arrivano alle 9 del mattino, sanno che non c'è nessuno perché comunque tengono controllato. Durante l'ora di pranzo, soprattutto non tenete aperte, se avete sentito anche l'altro giorno, non mettete scale nei cortili, state attenti, perché se avete l'allarme mettetelo. Sempre. Ecco, sempre. Pubblicità. Abbiamo in linea Giusy. Ciao Giusy, scusami ma dovevo mandare la pubblicità. Ma sì Mirella, ormai sappiamo tutte le regole. Però Mirella e ospiti, perché noi dobbiamo a far guardia al vicino? Io, se è di giorno che abbiamo i serramenti aperti, ma quando stai facendo le faccende domestiche, se vediamo qualcosa, e come facciamo noi che dalle 19 di sera chiudiamo tutto, attacchiamo l'allarme? Chi vede fuori? E io dico che dovrebbero, quando li prendono 1, 2, 3 volte, mandarli in carcere affinché non riempiono un charter e portarli fuori dall'Italia. Ci sono certi che hanno 2, 3, 4 fogli di via e sono ancora liberi, con coltelli in tasca, e non si può vivere con la paura così, Mirella. Ma cosa aspettano? Ci fanno fuori tutti quanti e dicono ma è la legge, ma cosa aspettano a cambiarla? Ma dobbiamo chiudersi alle 7 di sera in casa e attaccare l'allarme? Ma dove siamo arrivati? Io sono stanca di queste cose qua. Questi parlamentari devono mettersi in testa che finché non vanno a rubare a casa sua e fanno qualcosa di grave, che non lo auguro a nessuno, allora forse cambieranno. Li abbiamo mandati su per far che cosa? A prendere solo lo stipendio? Sono arrabbiata, Mirella, che diciamo tutte le mattine le stesse cose. Vi ringrazio, ciao. Grazie Giusy, però hai detto una cosa fondamentale, bisogna mettere l'allarme. Chiudo e metto l'allarme. Guarda Giusy, hai detto una cosa fondamentale, ne parlavamo proprio poco fa con Daniele Pellicciardi, l'importanza dell'allarme. Ma esco, ma per 10 minuti esco e quei 10 minuti sono quelli fatidici. Prego Daniele Pellicciardi. Sì, sono quei 10 minuti che bastano, anche meno. Insomma, se uno ha l'allarme è giusto che lo inserisca sempre,
anche ci sono certi allarmi che si possono inserire anche con le persone all'interno che non danno fastidio, uno può muoversi per la propria sicurezza. Purtroppo è così, non è più come una volta che si viveva con le finestre e le porte aperte. Il mondo è cambiato e dobbiamo cambiare anche noi le nostre abitudini, purtroppo. E so che questo dà fastidio, che uno vorrebbe essere libero di tenere le porte aperte, di fare quello che faceva 50 anni fa. Però adesso non è più il periodo. Oddio, visto con le tasse che paghiamo, che sono le più alte d'Europa, quello che dice anche Giusy, cercare anche di supportare anche con più sicurezza anche le forze dell'ordine che hanno dei numeri veramente scarsi, Okay, perché diciamo la verità. Non si può avere un poliziotto per ogni casa. Non si può avere, però avere magari 1 o 2 pattuglie che girano continuamente, capisce bene Daniele Pellizzardi che si potrebbe anche fare volendo. Loro girano pure con 3-4 persone di scorta che poi a fine giornata sono 12 perché cambiano gli orari, ecco, no, perché e sono pagati da noi queste scorte, non sono pagati da loro. Ecco, diciamole chiare le cose, perché giustamente la gente comincia a essere stanca, ecco, deve sempre arrangiarsi e tirarsi sulle maniche, il mondo è volontariato, i cittadini, e allora ci arrangiamo, ci teniamo i soldi, ci arrangiamo noi, facciamo il Far West, ormai il Far West, non so cosa più sta succedendo. Ecco, sono pochi, qualcuno li deve fermare, perché così, specialmente i ragazzini e quelli che delinquono, come dice Giusy, devono avere delle pene severe, sbaglio, cioè quando tu hai commesso reato devi andare in galera e punto e basta. Ecco, li mandiamo in Albania, visto che abbiamo fatto anche questo hub un po' particolare. Qualcuno ha detto non è una prigione, beh intanto li mettiamo là, visto che noi abbiamo le prigioni piene, visto che abbiamo anche le forze dell'ordine là. Ma c'è una proposta di legge di mandare fuori chi delinque in Italia e non è italiano, diciamo. No, ma anche italiani li manda via, si delinque, problemi zero, visto che abbiamo con soldi nostri fatto sta roba, mandiamo anche i nostri. Allora io vorrei adesso sapere, mandiamo le immagini della locandina giornata mondiale vittime da strada che si terrà domani. Cosa succederà domani, Paolo Battistini? Beh, allora domani, come ha anticipato il sindaco Pavate, che nel pomeriggio saremo a Maerne, dove ci sarà la protezione civile degli stuntman che simuleranno un incidente, soccorsi e così via. E poi domani mattina in piazza Bertati a Martellago ci sarà un momento di riflessione. Speriamo che la cittadinanza sia attiva, ci sarò io che interverrò, diciamo, in questo senso, ci saranno delle testimonianze, ecco, tutto per sensibilizzare un po' l'opinione pubblica per questa giornata. Ripeto, è un ricordo delle vittime della strada, però deve essere un ricordo diciamo rivolto alla riflessione, al cambiamento dei nostri comportamenti. Ecco, prima c'era la pubblicità, ho aperto il telefono, ho visto una notizia purtroppo sconvolgente, tra l'altro 3 giovani questa notte a Castelcucco, 2 sono in fin di vita. Sono notizie che ti colpiscono il cuore in maniera profonda, giovani di 16-20 anni. Quindi bisogna cambiare questa situazione, bisogna, diciamo, sollecitare e informare ancora di più a livello scolastico, a livello delle autoscuole. Ci vuole la collaborazione di tutti, amministrazioni comunali, scuole, prefetture o forze dell'ordine. Ecco, a proposito delle forze dell'ordine, ecco, domani non è solo il ricordo delle vittime della strada, ma anche vuole essere un omaggio, diciamo, a tutte le forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, al 118, al SUAM, tutte le persone che intervengono negli incidenti stradali e che si adoperano in maniera costante e assidua per salvare vite umane. È, diciamo, una cosa che questa cosa che viene passata abbastanza così sottotono, ecco, però è una giornata anche dedicata in omaggio ai loro Hai fatto bene a ricordarlo. Abbiamo Gianni da Padova, vai Gianni. Buongiorno a tutti, agli ascoltatori e agli ospiti in studio. Buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare del discorso sicurezza, perché sento che state trattando a fondo questo problema. Allora, parliamo del controllo del vicinato, bellissimo, bella iniziativa, io ne faccio parte, però può succedere che fra i componenti del controllo del vicinato o fra gli abitanti del vicinato c'è anche quello che fa da palo, per cui viene a conoscenza di tutti i movimenti che fa questo controllo del vicinato. Ve lo dico perché è successo e per esperienza no.
accampato in aria. Quindi anche quello comincia a essere un discorso un po' labile. Controlli sì, ne parli, scrivi, quello recepisce la scrittura e ti trovi il personaggio in casa. Seconda cosa è il discorso di mettere un poliziotto per ogni abitazione. È chiaro che non si può fare, però sarebbe anche utile fare qualche giro ogni tanto nelle vie del comune. Non dico la polizia locale, dicono le forze dell'ordine. A me è successo che sono venuti in casa i ladri e quando sono arrivati e ho chiamato i carabinieri sono venuti con la sirena. Ma voglio dire, con la sirena li fai scappare, senti che arrivano, ma vieni in nascosto, tranquillo, non fatti vedere, neanche fare girare la sirena. E allora a questo punto c'è solo io ho un amico che abita in Florida, non ha recinto, chiave le porte poco, però ha l'arma in casa. Purtroppo dovremmo fare questo, non c'è niente da fare. E lo Stato come fa a difendersi dai confini? Io ho fatto il militare nel 68, quando c'era, e l'ho fatto al confine di Tarvisio, quindi quando c'era un po' di maretta con la vecchia Jugoslavia. Avevamo l'arma con la pallottola in canna per difendersi da chi? Da difendere un altro Stato. La casa è la stessa cosa, io difendo la mia proprietà da un'altra persona che viene a invadere la mia proprietà. Quella è. Invece qua per avere un'arma devi fare o raccontare balle, dire che vai a sparare al poligono, perché è raccontare balle, perché magari non vai al poligono, oppure non puoi tenerti niente in casa, anche se ti trovano col coltello che tagli la soppressa, per loro è un'arma fuori uso. Io dico un'altra cosa, i ladri sono venuti da me 3 o 4 volte, io ho l'allarme, però cosa succede? Che tante volte quando c'è vento o quando c'è mi parte, quindi sono costretto a staccarlo. Perché continua a suonare, è un periferico, ha 5-6 postazioni esterne che controlla la casa. Però quando c'è vento, o c'è il gatto, o c'è il cane, o c'è la tortora, siccome abito in campagna, fa partire l'allarme, sei costretto a staccarlo. Ed ecco che sono pronti lì. Perché? Perché c'è il palo, perché c'è la persona che ti controlla, ti controlla specialmente adesso le serate di nebbia. Per cui secondo me l'unica difesa, io ho avuto i ladri che abitavo in un altro in paese e sono venuti di sera, pensavano che fossi via alle 8-9 di sera, sono venuti, li ho sentiti, sono uscito, gli ho detto, non l'avevo la pistola, però ho detto a mia moglie, prendi la pistola, sai cosa mi hanno risposto? Fatti una sega. Questo mi hanno risposto, ma ragazzi è ora che... Non dico grazie Gianni, molto chiaro, hai sentito, però per Licciardi io sono convinta che abbiamo la protezione civile, si chiama così. Allora perché impiegarla solo se esondano i fiumi oppure nelle fiere, nelle feste? La protezione civile lo dice chiaramente il nome, dovrebbe fare anche lei il controllo di vicinato. Per non parlare dell'esercito, abbiamo gli eserciti pagati, ecco questi potrebbero benissimo girare come si faceva una volta, le famose ronde che si vedevano, ecco non è che devono sparare, ma devono fare un controllo, però queste cose non si impiegano. Allora, la protezione civile non fa parte, ecco, nello statuto non può fare questo, per favore. Allora cambiate nome, perché non si chiama protezione civile, allora, perché protezione civile è protezione civile anche per noi. Gli eserciti perché non si impiegano? Vediamo che fanno veramente anche delle volte dei passaggi importanti, che vanno a fare queste prove, ma le prove per fare questi controlli eppure sono persone che paghiamo, cioè non è che siano là gratuitamente. Perché non si riesce a capire che forse dobbiamo impiegare anche le forze che abbiamo nel territorio e non essere sempre il cittadino, magari di supporto sì, ma in prima linea dovrebbero essere queste forze che abbiamo. Non avremo tanti eserciti, ma mi sembra che abbiamo ancora qualche caserma, o sbaglio? Pellicciardi, prego. Dopo che ci sia poca gente dentro sulle caserme va bene. Comunque la protezione civile è solo per calamità naturali. Non è una calamità naturale qui. La sta diventando. E l'esercito viene adoperato nelle grandi città, c'è già a Milano, Roma, le grandi città vengono adoperate, affiancate sempre comunque ai carabinieri, alla polizia.
E per quanto diceva il discorso del controllo del vicinato, l'amico che ha telefonato prima, Gianni, io vivo su un paese con 4.000, circa sulle 4.000 persone, poco più insomma. Chi fa parte del controllo del vicinato vengono controllate prima cosa da me, chi sono, seconda cosa vengono controllate dal responsabile e più da un'altra persona che è da tantissimi anni che vive nel paese. Prima di inserire una persona all'interno del controllo del vicinato vengono fatti parecchi controlli prima di vedere chi è questa persona, per cui non è il primo che fa richiesta viene messo. Però Gianni forse diceva che c'è controllo e controllo di vicinato, ognuno ha i propri metodi e le proprie maniere. Diciamo che questo è il metodo che andrebbe adottato, anche su città grandi specialmente, su un paese piccolo come il nostro si può fare. È chiaro che su una città con 10-15 mila abitanti è fatica controllare tutti e vedere tutti di persona e chiedere chi è, chi non è, cosa. Insomma. Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Bisogna distinguere in politica chi serve i cittadini, per cui noi paghiamo dei politici che ci servono, e chi si serve dei cittadini. Perché adesso questi qua che sono al governo adesso hanno fatto un sistema dove non riesci più a mettere in galera nessuno, perché se devo annunciare allo spacciatore o al delinquente che gli sto arrivando a casa per fare una perquisizione, è vero che sparisce biancini, roba tutto quanto. Io non capisco che leggi fanno questi, fanno leggi a favore dei delinquenti, dopo aver fatto i 5 milioni senza gara appalto, dopo aver tolto l'abuso d'ufficio, adesso un magistrato deve, prima di andare a casa sua, annunciarlo prima lo deve avvisare che è indagato e poi deve avvisare che va a casa sua a fare indagini, a fare perquisizioni. Cioè è una cosa, è una presa per di dietro, insomma. Allora c'è chi si serve dei cittadini e chi serve i cittadini. E allora è questo che dovete imparare, sinistra o destra, c'è anche questo. Buona giornata. Grazie Claudio. Allora abbiamo sentito le riflessioni di Claudio Marano Vicentino, adesso andiamo a vedere alla guida positivo alcol con katana e tirapugni. Andiamo a Padova. Fermato alla guida positivo all'alcol test con una katana e un tirapugni, un 20enne trevigiano è stato per questo denunciato dai carabinieri di Padova. Il controllo è scattato nella notte in via San Marco a Padova quando la pattuglia ha fermato l'utilitaria guidata dal giovane già noto alle forze dell'ordine. Il suo comportamento sospetto ha portato i militari ad approfondire gli accertamenti. Dalla perquisizione sono emersi un tirapugni in metallo sul tappetino posteriore e una mini katana lunga 18 cm nascosta nella tasca dietro il sedile del conducente. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il trevigiano è risultato inoltre positivo all'alcol test con un tasso di 1,23. Per lui è scattata la denuncia per porto di oggetti atti a offendere e guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro della patente. Allora abbiamo sentito Paolo Battistini, poi vedremo ancora la locandina. Cosa vuoi dire? L'importanza anche di capire che basta che ne troviamo uno di questi. Hai appena detto di questo incidente. È possibile che questi ragazzi non riescono a capire veramente che non si può correre in quella maniera, che bisogna stare attenti, e soprattutto qualcuno ha cercato, Paolo Battistini, volevo proprio dirtelo, di spostare il cerino dicendo che sono i diversamente giovani pericolosi. Per carità, ci sarà anche qualcuno pericoloso. Tanto alle 3-4 della mattina io penso che i diversamente giovani non li troviamo, e soprattutto anche se corrono io non vedo che hanno questa velocità, che è quella veramente che fa paura, è la superficialità. Per carità, andranno molto piano, non metteranno la freccia, no? Però passare il cerino e dire che i controlli e rivedere, ecco, la patente con i diversamente giovani, mi sembra che qualcuno voglia girarsi da un'altra parte. Prego
come diceva la psicologa del traffico, non è l'età, sono i riflessi che dobbiamo controllare, non l'età. Prego Paolo Battistini. Sì, esattamente, diciamo l'età, ecco, voglio dire che anche persone magari di 80 anni hanno un cervello che magari ragiona molto più di un ventenne, diciamo, no? Ecco, purtroppo ecco, sono fenomeni che anche quelli della guida sull'alcol è un fenomeno molto pesante che non viene ancora recepito in maniera giusta, diciamo, perché purtroppo che vengono beccati, diciamo, al volante positivi sono ancora tante persone. Purtroppo io dico sempre, quando una pattuglia di polizia o carabinieri eccetera ferma, diciamo, un soggetto positivo all'alcol test, fermano un potenziale criminale, perché purtroppo ecco, magari a 1 chilometro di distanza, a 100 metri di distanza potevano fare del male a qualcuno, quindi ecco, fermano un potenziale criminale, perché purtroppo ecco, guidare ubriachi senza avere le cognizioni, diciamo, di come si guida, la percezione del pericolo, vuol dire che si è dei criminali veri e propri, perché non solo verso gli altri che andiamo, diciamo, a fare del male, ma anche a se stessi, perché diciamo molti fuoriuscite e autonomi di strada sono persone che sono positive all'alcol test e che si fanno del male da sole. Ecco, questo è il cosa. Voglio dire, però è un fenomeno che non. Io ti ripeto, collaboro con gli uffici del WEPE di Padova, Rovigo e anche di Venezia ultimamente, ma purtroppo non c'è una soluzione di continuità. Sono sempre persone, quelle 15-20 persone alla volta. Non c'è questa comprensione totale che purtroppo guidare sotto l'effetto di alcol fa male e non siamo coscienti di quello che percepiamo, che facciamo, e andiamo a fare rischiare la vita agli altri. Abbiamo Patrizia da Verona, vai Patrizia. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Volevo fare voce anch'io su questo discorso della sicurezza stradale, perché effettivamente sono con Battistini di quello che dice, perché anche da noi è un disastro, soprattutto abbiamo avuto tantissime morti quest'estate sul nostro lago di Garda, e purtroppo il lago di Garda ha quella strada ed è un'unica strada, ma non rispettano le regole. C'è chi sorpassa con la linea continua, poi c'è una maleducazione proprio sulla strada continua, non mettono le frecce, non sorpassano con la doppia riga addirittura. Troviamo veramente delle cose che non siamo inermi su queste cose, perché tanti mi dicono cosa possiamo fare. Prevenzione, dobbiamo fare tanta prevenzione, nelle scuole qui a Verona ci siamo dappertutto, ma purtroppo bisognerebbe fare degli incontri con le persone che hanno dai 30 ai 60 anni, perché secondo me dobbiamo andare a ricordare le regole della strada alle persone che secondo loro sanno tutto, ma non è così, tutti sanno tutto sulla strada, ma bisogna rispettare le regole. Se bevi non guidi, assolutamente, questo è un Vangelo scritto in cielo, Mirella, perché se no non ne veniamo fuori, purtroppo, non ne veniamo fuori. Grazie anche a Patrizia Pisi, anche lei si occupa di vittime, di strade, ecco, l'unione fa la forza, speriamo, rivediamo la locandina che ha mandato il nostro Paolo Battistini di domani, speriamo che l'unione ci sia, che ci siano dei messaggi veramente ascoltati, che la gente rifletta. Come ci saluti, con quale messaggio Paolo Battistini? Ecco, io vorrei lanciare un messaggio alla politica, no? Adesso ci sono le campagne elettorali e così via. Ecco, giustamente si nomina sempre le morti sul lavoro ed è giustissimo, però non c'è una parola sul fenomeno incidentalità stradale, non c'è una parola sulle migliaia di vite che vengono perse sulla strada, migliaia di feriti e quant'altro. Ed è purtroppo un fatto molto che fa pensare. Quindi ecco, un appello alla politica che questo fenomeno deve essere affrontato in maniera
in maniera consona. È un problema sociale, un problema di salute sociale, un problema perché oltre alle migliaia di vittime, al dolore e quant'altro, c'è anche un fatto economico. Allora, se non gli interessa nulla il fatto del dolore, del peso umano della strage, ecco, che si interessino del fatto economico. Risparmiare 18 miliardi all'anno sarebbe un grosso vantaggio, no? Ecco, quindi un appello politica che deve interessarsi molto di più di questo tragico, purtroppo tragico problema che purtroppo è sempre sottovalutato. Ringrazio anche la Patrizia Pisi, che conosco anche personalmente, che faceva parte anche della nostra associazione, adesso è molto attiva anche a livello del Veronese, ecco, che lei è dalla nostra parte. Abbiamo tutti l'unico obiettivo, che è quello di diminuire morti e feriti sulla strada. Grazie veramente a Paolo Battistini, referente Associazione Italiana Vittime della Strada, di essere stato con noi. Buon lavoro Paolo e grazie per tutto quello che fai. Sentiamo come ci saluta anche Daniele Pellicciardi, referente controllo del vicinato, e non solo, abbiamo parlato anche di truffe, qualcuno ascolterà perché così non si può andare avanti. Sì. Sempre attenti. Non fidarsi di nessuno e chiamare sempre i carabinieri in ogni caso. E non aprire le porte. E non aprire le porte. E non rispondere al telefono, a numeri, anche se pensi di conoscere, lo diciamo Paolo, perché le fragilità poi ci cadono. Bisogna avere la massima attenzione. Grazie anche a Paolo, a Daniele Pellicciardi. Pubblicità. Purtroppo sono in aumento le famiglie che hanno difficoltà. Noi cerchiamo con questa iniziativa di raccogliere i farmaci per aiutare e dare un sostegno a chi veramente ha bisogno. Nella nostra regione sono in aumento le famiglie e i bambini che vivono in condizioni di povertà sanitaria, privi dei farmaci e dei prodotti essenziali per la loro crescita. Per aiutarli, anche quest'anno è tornata l'iniziativa solidale In Farmacia per i bambini, promossa dalla Fondazione Francesca Rava, che coinvolge migliaia di farmacie su tutto il territorio nazionale e di volontari. Abbiamo in questa iniziativa il sostegno dell'associazione AIDO, l'associazione degli scout, le associazioni d'Arma, e quindi cerchiamo di fare il nostro meglio per sensibilizzare la gente che entra nelle farmacie a donare. Durante la raccolta dal 13 al 20 novembre sarà possibile donare farmaci da banco pediatrici e prodotti per l'infanzia, come alimenti o articoli per l'igiene, acquistandoli direttamente nelle farmacie aderenti. I prodotti verranno poi distribuiti a minori in difficoltà attraverso enti e case famiglia sostenuti dalla Fondazione. Quali sono i farmaci più richiesti? Dai sciroppi, dalle tachipirine e poi arriviamo anche agli omogenizzati, i pannolini per i bambini, abbiamo raccolto un po' di tutto. Il fatto che siano famiglie del territorio secondo me è importante perché c'è una collaborazione stretta con associazioni proprio locali che distribuiranno poi i prodotti nelle realtà dove realmente c'è bisogno. Lo scorso anno sono state raccolte quasi 400.000 confezioni in Italia, speriamo di riuscire a superare questo importante traguardo quest'anno. Allora, come avete sentito, fino a giovedì prossimo potete entrare nelle farmacie e donare questi farmaci, raccolta farmaci per i bambini della Fondazione Rava, dove noi siamo abbinati, perciò questi farmaci che voi darete alle farmacie che hanno aderito a questo progetto verranno destinati anche al Banco Solidale nostro dei Veneti Schiacciati. A noi hanno assegnato 16 farmacie, stanno cercando di coprire con i volontari. Ringrazio tantissimo il Presidente delle associazioni d'Arma Enzo Andretta, l'AIDO e tutte le associazioni che ci stanno aiutando, gli scout, per fare questa raccolta così importante. Ricordo che oggi c'è anche la colletta alimentare, perciò non ci facciamo mancare niente. Ecco, una colletta alimentare importantissima per noi, perché capite che veramente questi alimenti che mancano, e soprattutto ringrazio anche gli alpini che anche quest'anno, come da tanti anni, fanno questa colletta, perciò chi può regali, perché veramente ne abbiamo tanto bisogno. Guardate, arriva sempre meno, adesso i supermercati possono vendere fino all'ultimo secondo anche la merce in scadenza, e qualcuno si è dimenticato che abbiamo 6 milioni di poveri che non ce la fanno più arrivare non a fine del mese ma neppure alla seconda settimana. Vedo collegato Eddie Binotto, buongiorno.
buongiorno Binotto, grazie di essere con noi, perché abbiamo parlato di sicurezza fino adesso con gli ospiti che avevo, però sicurezza è anche la canna fumaria, le stufe, abbiamo avuto già un tragico epilogo anche adesso, appena che non è ancora partito il freddo. Allora, Presidente Binotto, lei è presidente di questi, diciamo, i spazzacamini, mi piace tanto sto nome, perché i fumettisti mi pare, quelli del fumetto, però spazzacamino ti dà proprio l'importanza della sicurezza, che ti pulisca il cammino. Ma perché si è così superficiali eppure le informazioni si danno? Io capisco che non sempre c'è la possibilità, però bisogna anche mettere in campo la sicurezza della persona e della famiglia e anche dello stabile dove abiti, di tutti. Prego, cosa vede Presidente Binotto? Com'è la situazione rispetto a anni fa? Allora, diciamo che intanto buongiorno a tutti i telespettatori e anche a te, Mirella. Allora, la situazione stava migliorando, come parlavamo l'altra volta, stava migliorando nel periodo pre-Covid, dopo, per un motivo sempre il solito, economico e quant'altro, siamo peggiorati e adesso piano piano stiamo un po' ritornando, però, come hai nominato te prima, abbiamo avuto un brutto episodio 2 settimane fa, uno la settimana scorsa, e non fa mai piacere. Bisogna, intanto secondo me dobbiamo un po', mi metto in primo in causa anch'io, informare il cittadino che comunque, specialmente nelle nostre zone, ci sono anche delle sovvenzioni degli adulti dati dalla provincia per quanto riguarda la manutenzione, che sono anche studiati e valutati a seconda della disponibilità diciamo economica, della situazione diciamo di reddito delle persone, che vanno divise da chi ha reddito a chi vive di pensione e quant'altro, ok? Però facciamola per la sicurezza della propria famiglia in primis, perché dopo, quando capita, è troppo tardi. Facciamola. Chi ha, tutti quanti noi che abbiamo installato delle canne fumarie, dei caminetti, delle stufe nelle famiglie cioè nelle case dei nostri clienti, il cliente, noi di solito, ripeto, di solito lo formiamo, diciamo: guarda, chiamaci ogni anno per la manutenzione, quanta legna consumi e quant'altro. Chiamate, anche se non l'avete utilizzato, anche se non avete dubbi o quant'altro, però chiamate, non fatevi scrupoli, siamo qui apposta, siamo qui per, anche a noi fa piacere limitare il danno, ma perché vuol dire che stiamo anche lavorando bene, che stiamo facendo bene. Chiamate e vedrete che in qualche modo una soluzione si trova, non avete paura, ma l'ho fatta l'anno scorso. È la classica frase che dopo crea il danno. I classici cartoni delle pizze il sabato sera o la domenica sera sul caminetto aperto sono una delle cause maggiori, perché se la canna fumaria è sporca con un aumento di calore così brusco si incendia. Chiamate, non c'è problema, si aiuta, si consiglia, si valuta e eventualmente si danno indicazioni anche per, come dicevo prima, gli aiuti che ci sono in essere per quanto riguarda la manutenzione degli impianti a combustione solida. Però anche questi bonus, Presidente Binotto, lei sa come la penso, che c'è poca informazione, non lo sanno, ma perché non si punta molto su questo? Beh, non è possibile che non si sappia che ci sono questi bonus. Noi dobbiamo anche capire che abbiamo una popolazione anche diversamente giovane, che non sempre è attenta con gli strumenti a disposizione che altri hanno, magari sanno adoperare, che ci sono queste possibilità anche di avere questi incentivi. Com'è la situazione, Presidente? Perché si sa così poco invece di questi incentivi? È che si spera che pochi arrivino, forse quello. Non so perché, no, perché mi viene anche da pensare, perché sono cose importantissime. Prego. Allora, diciamo che quello che abbiamo cercato di fare anche l'anno scorso, anche con la categoria dei fumisti spazzacamini, quando io ero ancora in carica, perché adesso c'è il mio collega Eric Contò che mi ha sostituito per vari motivi, perché a noi piace coinvolgere più persone, ok? Avevamo fatto degli incontri, Treviso, Oderzo, Vittorio Veneto, Conegliano, ok? Però facciamo un po' difficoltà a far uscire le persone dalle abitazioni, specialmente alle 8 di sera, alle 7-8 di sera, magari per il motivo che aveva elencato il signore prima, e sicuramente non è cosa da poco da sottovalutare, che è una cosa molto importante, ok? Per poter informare il cittadino. Dopo, ovvio che non si può informare, come diceva tutti, casa per casa. C'è un po' di carenza e questo qua non si può negare, ok? Però specialmente noi
parlo che io mi sento ancora giovane, ok, a 50 anni, dobbiamo cercare di aiutare anche quelli che, come hai detto te Mirella, non sono più tanto giovani, diversamente giovani. Io ho 2 genitori 85 e 75 che cerco di aiutare, che cerco di stare dietro, ho una clientela anche che ha 80, 70, 80 anni e cerchi di aiutare. Dopo fa parte sempre del buon senso della persona, di chi è del settore e chi ha un cliente e vuole tutelarlo, secondo me. Senta, Presidente Binotto, non è che per caso sia da ripristinare, abbiamo parlato di controllo di vicinato, una volta avevamo i comitati di quartiere, erano importantissimi i comitati di quartiere, erano le persone che si riunivano per risolvere dei problemi che c'erano all'interno del quartiere. Poi non si sa cosa è successo, ma io lo so benissimo cosa è successo, questi comitati davano fastidio a qualcuno, perché ci dovevi mettere la faccia, dovevi dare delle risposte, questo parlo di politici, perché era la politica, gli amministratori locali specialmente, che dovevano presentarsi e capire qual era il problema di quel quartiere. Non è che sia il caso di ripristinare le cose che invece funzionavano per il bene della comunità, visto che adesso tutti quelli che sono in campagna elettorale dicono che loro vogliono il bene della propria comunità. Prego, Presidente. Diciamo che in campagna elettorale lasciamo stare quello che viene detto, perché dopo tante cose, vabbè, chiudiamo, mettiamo una pietra tombale su tutto il discorso qua. Diciamo che noi dobbiamo un po' tornare ai livelli, paventano tanto che dobbiamo seguire l'Europa e quant'altro. Siamo uno degli stati dove abbiamo meno osservanza su questa cosa, se riusciamo anche dallo stato, anche dalla regione Veneto, cominciamo ad andare in Trentino, quelle zone là, anche il vigile urbano viene a controllarti a casa se hai fatto la manutenzione, perché diventa come come hai detto te prima, gli organi quelli diciamo di quartiere, di quartiere, che ti dicevano devi fare la manutenzione, devi fare la pulizia, e lì esistono ancora. Se tu non la fai, non è che dici beh la faccio domani, no, ti bloccano l'impianto, non ti scaldi più. Bisogna essere un po' più, secondo me, come detto te, seguire, aiutare e stare vicini anche alle categorie un po' meno giovani, e però bisogna anche che da parte sia nostra vengano informati, quando siano informati vengano anche rispettati. Adesso è molto di moda, sembra, il pellet, però c'è pellet e pellet. Ecco, cosa ci può dire? Perché veramente io ho un banco solidale, l'anno scorso grazie alla Savno ho ricevuto veramente dei grossi quantitativi di pellet da regalare alle persone che non potevano comprarlo e riscaldarsi. Potremmo voler anche sentirne un po' di più, capirne un po' di più. Poi tutti parlano, ma noi non sappiamo mai niente, noi comperiamo e delle volte c'è anche la truffa, anche dietro il pellet. E state molto attenti, perché quando vi offrono il pellet a prezzi bassissimi, con quantità consistenti anche, attenzione prima di acquistarlo. O sbaglio, esatto. Presidente? Lo so che lei si occupa di camini, ma nel camino ci va anche il pellet, è meglio parlare anche di questo e della anche truffa, visto che prima si parlava di truffe, perché anche qua c'è l'inganno. Prego, Presidente. Allora, diciamo che hai sottoscritto, ha toccato una volta di mettere, non so se è presente quelle pile che hanno la calamita dietro, no? Perché c'era un problema su sta stufa a pellet. E quando sono entrato con le pile, il pellet si è attaccato alla calamita. Madonna. Cioè, capiamo cosa stiamo bruciando. Compriamo sempre il pellet certificato A1, non le offerte del pellet a 3 euro, a 2,70 euro. Compriamo il certificato prima, perché manteniamo il generatore di calore in una situazione ottimale, sporchiamo meno, inquiniamo meno, e la sicurezza nelle case, perché dopo quando comincia a grippare la stufa, si ferma la coccola di carico, si ferma il motore, espulsione, fumi, il pericolo sta nelle famiglie, in casa. No, come ha detto giustamente te, Mirella, non si può. Allora, io capisco che una persona non può spendere 10 euro al sacco, come era successo nel periodo del Covid, che eravamo arrivati addirittura a 15 euro al sacco, e non sta né in cielo né in terra, ok? Però quando stiamo sotto i 5 euro, secondo me, sotto i 4,50, dubitiamo, come hai detto te, sulla qualità. Cerchiamo la certificazione, deve essere scritto pellet certificato classe A1. Ciò significa che è più puro, che sporca meno, che inquina meno, e che mantiene la stufa diciamo in uno stato di normale usura senza creare danno.
Grazie veramente, grazie Edi Bonotto di essere con noi e dare anche delle informazioni molto, molto utili che riguardano voi a casa. Adesso lasciatemi ringraziare veramente un grande grazie a questo uomo che voi avete già conosciuto, che è Vincenzo Gualzetti, che era il papà di Chiara, che ha creato questa associazione, l'Arco di Chiara, l'unica figlia uccisa da un piccolo delinquente, nel vero senso della parola, che non tornerà più. Ma questo padre si è rimboccato ancora una volta le maniche, come si parlava prima, per cercare che questo non succeda. Vorremmo capire cosa è successo in tutto questo periodo, ma prima volevo sentire anche, ciao Vincenzo, un grande abbraccio da parte mia, lo sai quanto ci tengo alla tua presenza, anche se ci sentiamo poco, ma ti penso sempre, spesso, dopo tutti quello che sentiamo che accade. Andiamo a vedere questo servizio di questo ergastolo a Turetta, come l'hai vissuto tu e cosa vuoi dire. Andiamo a vedere il servizio. Con sentenza di data 3/12/24, la Corte d'Assise di Venezia ha condannato alla pena dell'ergastolo e alle pertinenti pene accessorie Turetta Filippo, detenuto per questa causa dal 18/11/23, presente, difeso di fiducia, dichiarandolo responsabile dell'omicidio di Giulia Cecchettin. In data 30/10/25 l'imputato ha comunicato la propria rinuncia a presenziare all'udienza fissata avanti alla Corte. In data 6/11/25 la Procura Generale ha dichiarato di rinunciare all'appello della parte pubblica. Il processo a carico di Filippo Turetta per aver ucciso Giulia Cecchettin è finito con la condanna all'ergastolo. La breve udienza si è svolta nell'aula bunker di Mestre, dove l'imputato non era presente, di fronte alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, che alle 10:38 ha reso nota la presa d'atto della rinuncia dei ricorsi presentati dalla difesa dell'imputato prima e dalla Procura Generale poi. La condanna di primo grado passa dunque in giudicato con il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, non di crudeltà e stalking, e Turetta, in aula rappresentato dai sostituti dei legali Caruso e Cornaviera, resterà in carcere per scontare la pena. Una situazione singolare l'ha definita il presidente della Corte, Michele Medici, un caso unico, il legale di Gino Cecchettin, nemmeno lui presente in aula come il resto dei familiari. Credo che sia proprio unico come caso, una situazione unica. Io non ne ricordo un caso di un imputato che non fece l'appello contro una sentenza di ergastolo, ma non mi ricordo casi in cui l'imputato abbia rinunciato all'appello una volta proposto. Non lo so, quello che ha motivato l'imputato a questo non è compito mio pensarci, una mia idea ovviamente me la sono fatta, ma la tengo per me. È una scelta sua che va anche rispettata, come è pur sempre un diritto dell'imputato, i diritti si esercitano e non si commentano. Una sentenza che il legale di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, sostiene porti a riconoscere il movente di genere. Io ritengo che la Corte di fatto ha riconosciuto il cosiddetto movente di genere, cioè questi uomini spesso uccidono perché vogliono punire l'insubordinazione della donna che non risponde più alle proprie aspettative, e questa è stata una grande apertura, una spinta moderna, e io mi auguro che da questo momento in poi l'aggravante dei futili motivi, dei motivi abietti e futili, la Corte parla di motivi spregevoli, possa essere riconosciuta. Noi abbiamo visto Giulia, non ho la foto di Chiara purtroppo, ma come abbiamo visto Giulia potevamo benissimo vedere anche Chiara, tante altre ragazze, tante altre donne, ecco, che sono state uccise brutalmente da questi folli, io non so neanche che termine usare, che poi alla fine non si riesce a capire qual è la giustizia per un familiare. Allora Vincenzo, intanto come stai Vincenzo? Innanzitutto grazie per avermi invitato nuovamente alla tua trasmissione. Ho passato dei periodi un po' difficili anche a livello di salute, ma sono ancora in piedi e sto cercando di combattere, di andare avanti nel cercare di raggiungere quegli obiettivi che già mi ero prefissato all'inizio. Stiamo sempre combattendo sui permessi premio, stiamo combattendo appunto sempre sulla obbligatorietà dell'attenuante della minore età, e adesso stiamo cercando di cominciare un progetto nelle scuole dove cerchiamo di
introdurre l'educazione conoscitiva praticamente, cioè stiamo cercando di parlare con i ragazzi per cercare di capire perché manca questa sorta di rispetto per gli altri, perché comunque fare una cosa del genere significa non rispettare la volontà delle altre persone, anche se ricordo che comunque Chiara non è morta per gelosia, Chiara non è morta per nessun motivo, perché in 2 anni di processo non è uscito il motivo della sua morte, e credo che lei sia morta solo per uno sfizio, insomma, solamente perché Andrea Varone voleva capire cosa significasse ammazzare una persona. Vincenzo, per chi non conosce la tua storia, che è una storia drammatica, una storia che veramente si fa fatica anche a raccontare, però questo papà ce l'ha fatta, sperando, come sta spiegando veramente Vincenzo, che qualcuno riesca a capire gli addetti ai lavori. Non si può sempre dare delle attenuanti, ecco, a degli omicidi efferrati, terribili, solo perché la minore età, come diceva Vincenzo, solo perché sono più protetti dalla legge, diciamo, quelli che commettono questi reati terribili che noi familiari. Ecco, questi familiari, ma pensate, figlia unica, uccisa brutalmente, avete sentito cosa ha detto Vincenzo, per uno sfizio, che voleva capire cosa vuol dire uccidere e morire. Vincenzo, te la senti di raccontare un po' in parte la storia tua, della tua famiglia, della tua adorata moglie che non c'è più, e di Chiara? Allora, niente, praticamente io e mia figlia facciamo parte di un gruppo di arcieri, ci piace tirare con l'arco. E all'interno di questo gruppo c'era Cinzia, appunto la mamma di Andrea Iavarone, quindi mia figlia ha avuto modo di conoscere Andrea per circa 3 anni, sono usciti come buoni amici, insomma non c'era nulla fra di loro. Quanti anni avevano tutti e due, Vincenzo? Come? Quanti anni avevano tutti e due? Ah, mia figlia 15 e lui 16, quindi stiamo parlando proprio di giovani. E comunque per 3 anni sono sempre usciti, andavano in giro, insomma, come dei buoni amici, fino a quella domenica maledetta dove lui è venuto, l'ha presa per fare una passeggiata con la scusa di farle un regalo, l'ha portata su una collinetta e lì l'ha uccisa a coltellate, 5 coltellate, più ha continuato poi a prenderla a calci in faccia fino a rompersi un piede. E ha mandato anche dei messaggi a degli amici, si è fatto i selfie con mia figlia morta e da là è finita. Poi dopo 10 mesi praticamente dalla morte di mia figlia, mia moglie si è scoperta malata di un tumore metastatico, per cui abbiamo combattuto per 15 mesi, dopodiché anche lei il 2 luglio del 23 si è spenta. Io dopo tutto questo della serie non è vero ma ci credo, mi sono ammalato anche io di tumore, sono stato operato, mi hanno tolto il rene sinistro, ma fortunatamente insomma sono riuscito a fermare il male e sono ancora qui a combattere cercando di raggiungere qualcosa, ripeto, in merito a quelli che sono i permessi premio, perché io vorrei ricordare che quando si parla di sentenze, come nel caso di Andrea Iavarone, 16 anni, o anche l'ergastolo non significa buttare la chiave a vita, l'ergastolo significa 30 anni per un maggiorenne, e come l'ergastolo per un minore sono 24 anni, però in realtà sui 16 anni e 4 mesi a cui Andrea Iavarone è stato condannato, tra permessi premio e buona condotta lui uscirà presto ormai. È saltato? Vediamo se riprende. No, allora intanto che riprendiamo il contatto, è una storia tragica, ma io voglio ricordarla, io sono molto affezionata a Vincenzo, a questo lottatore libero, perché come avete sentito quello che sta dicendo, e se c'è giustizia in Italia, io vorrei capire
se c'è giustizia per questo uomo. Eddie Binotto, volevo un commento intanto che ci ricolleghiamo, tu uomo, tu padre, ecco, cosa vuoi dire a questo uomo indipendentemente dal lavoro che fai? Penso che quello che hai raccontato è no da brivido di più, ecco, cosa vuoi dire a questo uomo che con tutte le sue forze sta cercando di avere giustizia, giustizia per sua figlia, per la sua famiglia? Prego Eddie. Chapeau, perché io di figlia ne ho 2, una di 26 e una di 21 anni, e solo a pensare quello che può aver passato quell'uomo là non è umanamente sopportabile, secondo me. Non è umanamente sopportabile, è veramente, come hai detto te, un lottatore libero, e chapeau per come ha reagito, come sta reagendo, perché non penso che tante persone o tanti padri, e parlo in primis del sottoscritto, abbia la possibilità di trovare una forza del genere, perché ti dico, non so dove abbia trovato la forza. Veramente un lottatore, un coraggioso, è una persona che, scusatemi il termine, il francesismo, con due palle così. Grazie. Ma soprattutto, ecco, questa giustizia che lui sta cercando che arrivi, non è possibile che siano protetti così i minori che veramente commettono questi omicidi terribili. Pensa che l'altro giorno ho avuto una signora, penso sia stata una familiare molto vicina alla mamma di quel ragazzo che è stato ucciso a Treviso, massacrato di botte, ecco, ucciso, ecco, ha tagliato la gola, di tutto e di più, che ha detto non abbiamo neppure potuto vestirlo perché non si poteva neppure toccare, e questi ragazzi sono adesso in comunità, neppure in carcere. Non lo accetto, non è possibile. Questi ragazzi devono pagare. Sei d'accordo, Binotto? E, oltre alle due figlie femmine ho anche 2 maschietti piccolini, e quello che sto insegnando a loro è il rispetto da piccoli, il rispetto prima, cioè in generale e in modo particolare per la donna, perché è una mancanza questa qua, secondo me, che è troppo marcata ai giorni nostri. Va punita. Allora andiamo a vedere anche questo, non so se è tornato con noi Vincenzo, è tornato, meno male. Vincenzo, hai sentito anche l'appoggio di questo uomo, di questo papà che ti ha dato Eddie Binotto, il presidente dei fumisti che abbiamo ospite, anche lui padre, dice una cosa incredibile quella che ho sentito, ma soprattutto la certezza della pena. Ecco, io ho citato questo caso di questi ragazzi che sono in comunità perché hanno deciso che non devono andare in carcere. Non è stato un omicidio terribile che abbiamo avuto. Questa mamma che è quasi impazzita, che sta cercando disperatamente suo figlio, gira per le piazze, per le strade. Io l'ho conosciuta, Vincenzo, guarda, ti dico, di una fragilità unica, eppure lasciata nella più totale solitudine. Prego Vincenzo. Ma noi, cioè, il punto è questo: quando succede un omicidio di questa importanza, non si può vedere una magistratura, uno Stato che comunque mette su un teatrino, perché ormai lo chiamo un teatrino, dove vengono impiegate delle persone che fanno il loro lavoro e dove c'è un giudice che mette una sentenza. Nel momento in cui viene messa questa sentenza, che possa essere 10 anni, 15 anni, per quella che sia, questa sentenza deve essere rispettata. Cioè, se un giudice condanna una persona per 10 anni, quella persona i 10 anni li deve fare tutti, perché è la punizione per quello che ha fatto. Non esiste il discorso del permesso premio oppure degli sconti di pena. Lui deve pagare quei 10 anni. Ben venga il recupero di queste persone, io non sono contro il recupero, ma se una persona viene condannata a 15 anni, si fa i 15 anni e significa che lo Stato avrà 15 anni di tempo per poterlo recuperare. Perché nella stramaggioranza dei casi, a cominciare da Lucio Marzio, che dopo condannato a 18 anni e 6 mesi per un omicidio di una minorenne, e dopo 3 anni era fuori e tutte le domeniche andava allo stadio a vedere, a tifare la squadra, non va bene, cioè non può esistere una cosa del genere, altrimenti questo teatrino che viene messo su diventa una buffonata, è una buffonata. Quindi la certezza della pena significa che loro devono pagare quello
per cui sono stati condannati, cioè devono pagare quella pena che serve a ripagare i danni che loro hanno fatto. Abbiamo Sandra da Padova, Vincenzo, poi continuiamo. Vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti, perché io ho seguito tutta l'iter sia con te, con tutti i vari telegiornali, la tragedia, perché è una tragedia di questa ragazzina quando ha salutato la mamma. Io resto basita, scusa Mirella, ma anche una persona come posso essere io, ma tante altre, che sente un ragazzo di 16 anni che dice volevo vedere cosa si prova a morire. Allora, o siamo veramente a livello psichiatrico qui, Mirella, perché non è possibile. Per quanto un essere umano sia cattivetto, cattivo, che non abbia empatia con le persone, che abbia problemi, mettila come vuoi. Però ragazzi, io resto basita. E poi tutti questi permessi, Mirella, ce n'è uno che adesso l'hanno preso, che ha fatto 26 anni di galera perché aveva ucciso i genitori, il fratello. Ma cosa siamo impazziti? Allora sta magistratura, scusa Mirella, bisogna cambiare le leggi. La certezza della pena è un pezzo che ne sento parlare in varie trasmissioni. La certezza della pena vuol dire che tu devi scontare, che poi, scusa, in Italia sto ergastolo non lo fa mai nessuno, mai. Allora, secondo me la parola ben specifica, grammatica, ergastolo vuol dire a vita. Che poi uno, dopo tantissimi anni, esca perché ha capito quello che ha fatto, posso essere anche d'accordo, ma vuol dire tantissimi anni, Mirella. A questo punto io mi chiedo, e poi lasciano nella tragedia, nel dolore che non oso neanche immaginare, Mirella, questi papà, queste mamme, questi genitori che hanno perso i figli in un modo o nell'altro, nella solitudine, e devono tirarsi sulle maniche avendo nel cuore questo dolore che è immenso. Ma allora, per fortuna ci sono, per fortuna quella mamma che ha detto che non riusciva neanche a vestirlo. Io credo che chi ha un figlio che purtroppo si droga è una tragedia. Non diamo sempre colpi ai genitori, perché lo sappiamo che i ragazzi quando sono fuori sono presi dal branco, dall'amico, e sono anche fiduciosi, anche se sanno cosa porta la droga, cosa porta tutte queste sostanze, Mirella. E vedo, poi la comunità è fatta per altre cose, non per questo tipo di delitti efferati. Io veramente ogni giorno quando apro la televisione, Mirella, o leggo i giornali, sai che io leggo molto, vedo queste notizie che mi lasciano veramente. Sandra, cosa vuoi dire a questo papà? Niente, dai, lasciali con le parole, cosa vuoi dire? Forza, che il Signore gli dia tanta salute per combattere per sua figlia e per la defunta purtroppo mamma. Ciao. Grazie cara Sandra. Vincenzo, quello che volevo anche capire, cosa sono i giovani per te dopo quello che è successo? Chi sono i bravi ragazzi? Perché qui dobbiamo anche stare attenti a capire questi volti, queste facce d'angelo che bisogna sempre dubitare, ecco, questi visi così imperturbabili a volte. Chi sono i giovani per te? Che giovani vedi dopo quello che è successo, Vincenzo? Ma Mirella, il problema non è io chi vedo, il problema credo fondamentale, che ormai sono tanti anni e reputo che grandi problemi dei ragazzi oggi partono comunque dalle famiglie e dai genitori, perché se i ragazzi diventano in una determinata maniera è anche responsabilità dei genitori. Noi stiamo vivendo un'epoca dove a cominciare dalla scuola non c'è più educazione. Laddove un ragazzo viene ripreso, il giorno dopo arriva il genitore e picchia il maestro. Si vive in un'epoca di social e di internet dove si crea un'affettività incredibile, perché i rapporti oggi sono tutti basati su un cellulare, non c'è più dialogo. Io mi rendo conto, io adesso ho 54 anni, Mirella, ma io quando ero giovane viaggiavo molto in treno, ma mi ricordo che si saliva sul treno, sulle vecchie carrozze, si camminava di lato finché non si trovava
la cabina magari con la bella ragazza, si entrava, si faceva conoscenza, si chiacchierava, da là nascevano tante amicizie, storie, insomma. Oggi viaggio in treno, non vola una mosca, non si parla, tutti quanti con la testa nel proprio cellulare, nel proprio mondo. La vocina che dice si prega di abbassare la suoneria per non dar fastidio al vicino. Cioè, i ragazzi oggi crescono in un mondo fatto di niente, cioè fatto di rapporti che non esistono, affettività non c'è più, quindi sulla base di questo il rispetto di cui si parlava non si viene più a creare, non c'è più modo di poter come si dice, entrare in empatia con le altre persone. Quando c'è qualche festa di compleanno si mandano le solite emoticons, la bottiglietta, il testone, auguri. Cioè sono ragazzi che crescono, secondo me. Io viaggiando ho visto spesso, mi è capitato di imbattermi in delle scolaresche o fuori le scuole dove si scherza solamente cioè si scherza in maniera anche manesca, no? Facendo finta di picchiare la ragazza, facendo i bulli, c'è qualcosa che non va. Di base questo modo di crescere non va bene. Inoltre ci sono delle leggi in Italia che non vengono rispettate come al solito e dove si dice che i ragazzi fino a 16 anni non possono avere dei social, qua a 10 anni già entrano, fanno quello che vogliono, hanno un'arma in mano che è internet, dove non c'è una patente, è una macchina internet che è bellissima perché se viene usata bene è una gran macchina, ma non ci sono regole, non c'è una patente, quindi loro hanno libero accesso a tutti i siti, non è mai stato rispettato nulla. Quindi purtroppo quando a 10, 11 anni, 12 anni loro hanno accesso purtroppo anche ai siti pornografici, l'unica cosa che capiscono è che la donna è un oggetto, che la donna deve essere trattata in una determinata maniera. Guarda, è un mondo che dovrebbe essere regolarizzato. Adesso ultimamente sembra che qualcosa si stia muovendo e spero che al più presto veramente si possano ottenere dei risultati, perché non è pensabile che i ragazzi possano venire su in questa maniera. Sentiamo cosa dice Vladimiro da Rovigo. Vladimiro, cosa vuoi dire a questo uomo, a questo padre? Prego. Vado velocissimo. Allora, due avvenimenti che mi ha lasciato proprio il segno, no? Ma colpito molto. Il primo è quella signora, chiamiamola signora, che ha lasciato morire di fame la sua bambina a Milano e che recentemente ha avuto uno sconto di pena importante perché il magistrato dichiara che non ha ucciso sua figlia per futili motivi. Ho assistito a un dibattito in televisione tra persone del senso opposto. Uno diceva che quella donna era lucidissima nel fare quello che faceva, no? E non doveva avere lo sconto di pena. Un'altra persona ha contrapposto che per lo stesso fatto che quella donna ha lasciato morire sua figlia di fame dimostra che non ragiona bene e quindi lo stesso crimine porta alle attenuanti per questa signora. Cioè, se uno va a rubare e fa il delinquente, siccome che si comporta da delinquente, questo qua diventa l'attenuante. Cioè, mi noto che negli ambienti giudiziari i magistrati e tutti i vari esperti purtroppo, invece di preoccuparsi innanzitutto che la persona sconti la pena, si preoccupa innanzitutto di quello che esprime il principio non toccate Caino, cioè di andare a cercare tutte le attenuanti possibili per la persona che ha compiuto il delitto. Chiudo senza voler puntare l'indice verso la Chiesa, ma mi sono restato veramente a bocca aperta un giorno che era stato un delitto proprio tremendo, no? Era morta la mamma e il bambino che aveva in pace, diciamo, no? E era la messa, chiusa, l'omelia del parroco, che al primo passaggio quella dei familiari, via parlando, al secondo passaggio parlare di amici, dopo del colpo fa, è troppo presto per perdonare. Dico, ma porca miseria, sta ragazza qua è ancora calda, poverina, e questo qua ha già il pensiero di quando si potrà perdonare quel cancro che ha ucciso la ragazza. Ecco, mi dico, se va troppo oltre con questo buonismo, con queste persone che si ritiene di essere incaricata chissà chi di portare il bene nella terra,
preoccupiamoci innanzitutto che se una persona fa certe cose debba ascoltarla appena, e dopo si può anche essere buoni. Grazie Vladimiro, grazie. Ma sentiamo la risposta di Vincenzo Gualzetti. Vincenzo, cos'è il perdono? Condividi quello che ha detto Vladimiro, come lo vedi il perdono? Allora Mirella, io ti dico la verità, io quando ho bisogno di parlare, io sono rimasto in ottimi rapporti con il cardinale Zuppi, e io ogni tanto vi chiedo il perdono, forse sono io che non riesco a mettere a fuoco che cos'è il perdono, ma per me perdonare significa un po' come dire va bene, non fa niente, lasciamo stare, lasciamo passare. Io credo che una cosa del genere non si possa, per un evento del genere, non si possa sorvolare su queste cose qua. Io non riesco a, sono sincero, non riesco a perdonare. Non riesco a perdonare anche perché comunque vorrei ricordare a tutti quelli che non hanno seguito l'evento che mia figlia era veramente l'amore fatto persona, non perché sono il papà, per l'amor di Dio, ma mia figlia non ha mai tolto un capello a nessuno, era amore per tutti, a finire dalle persone agli animali, e fare una cosa del genere a mia figlia, oltretutto quello che c'era di bello di mia figlia era il sorriso, e prenderla a calci in faccia e ridurla come l'ha ridotta, tanto che io nella bara non l'ho neanche riconosciuta, perché ricordo che le pompe funebri hanno impiegato 7 ore e mezzo per renderla visibile, Mirella, per renderla visibile, cioè che si poteva vedere, ma di mia figlia là non c'era niente. Quindi il perdono, ti ripeto, forse sbaglio io il concetto, ma per me non si può, cioè una cosa del genere non si può perdonare. Guarda Vincenzo, io ti avrei chiamato perché ti ho proprio pensato in questi giorni, per questo mi sono anche fatta sentire, perché io ho assistito a un musical l'altra sera a San Donà di Piave, ecco, creato sulle parole e sul libro di Papa Francesco. Questo musical parlava di pace, di speranza, di carità, di misericordia, bellissimo. Ma soprattutto che hanno interpretato questo musical sono stati dei ragazzi, dei giovani, sì, che veramente parlavano di questo. E io ho pensato a te e a tua figlia, perché non ricordare Chiara, ecco, con questo musical dove i ragazzi veramente cercano di far capire che ci sono anche loro, quelli che si comportano bene, sono loro, anche grazie alla cultura, all'arte, anche alla musica, cercare di fermare quelli che non riescono a capire il valore della vita, il rispetto della persona. E ho pensato, ho detto, perché non dedicare questo musical a Chiara? Ecco, te lo dico qua pubblicamente, ma è storia vera la mia, quella che ti sto raccontando, perché bisogna ricordare, non si può dimenticare, Vincenzo, quello che stai facendo tu. Ecco, si può per un momento capire che dobbiamo riflettere su quello che è accaduto e dobbiamo dirlo ai nostri ragazzi. Noi dobbiamo dare degli esempi positivi, Vincenzo, io sono convinta di questo. I ragazzi hanno bisogno di esempi positivi. Ecco, e ho pensato, e mi fa piacere che tu hai parlato del cardinale Zuppi, perché questi ragazzi sono stati invitati a continuare proprio da Papa Francesco. Ecco, pensa che doveva andare a vedere perché lui ha supportato questo musical e gli ha detto ragazzi continuate, purtroppo la sera è caduto dal letto, non ha potuto partecipare, però gli ha detto continuate questo percorso, non fermatevi, continuate. Cosa dici Vincenzo di questo messaggio che vorrei dare, magari ecco, cercare di parlare anche col cardinale Zuppi che era molto vicino a Papa Francesco, che sa di cosa parlo, è il messaggio che voleva lasciare. Cosa dici Vincenzo? Ma ti dico che io ho avuto il piacere di parlare anche con Papa Francesco grazie a Zuppi, perché il giorno del funerale di mia moglie ho ricevuto una gradita telefonata dal Papa Francesco. Ci tengo a precisare che io non faccio tutto nel buon fascio, bravi ragazzi ci sono, ne conosciamo,
sono ragazzi anche che collaborano con le nostre associazioni. Abbiamo un'associazione che collabora con noi che si chiama Etica Ludis, che addirittura si occupa di 64 ragazze. E l'altra sera in riunione appunto si parlava, dove il presidente diceva: io quello che vedo è la totale assenza dei genitori, cioè questi ragazzi sono lasciati allo sbando. E quindi stiamo cercando comunque, ti ripeto, di fare delle cose per i ragazzi, per cercare di raddrizzare un po' quelli che sono i rapporti interpersonali. Inoltre l'altra guerra, volevo ricordare che l'altra guerra che noi stiamo mandando avanti è quella della certezza della pena. Io ho creato una piattaforma che si chiama www.certezzadelapena.it, dove ho invitato tutte le persone che come me hanno avuto una perdita del genere a poter scrivere la loro storia e scriverci le cose che secondo loro non vanno bene, quello che vorrebbero cambiare. E questa piattaforma ci ha dato modo di avere 2 riscontri ulteriori. Il primo, quello di tanta gente che si è messa a disposizione per collaborare, ed è una cosa bellissima perché c'è una solidarietà pazzesca. L'altra, abbiamo avuto molte mail di donne vittime di violenza che hanno chiesto aiuto. Noi chiediamo il supporto dei politici affinché le leggi cambiano, affinché si possa ottenere qualcosa di veramente di valido. Io, guarda Mirella, ultimamente mi è capitato spesso tra incontri, eccetera, di parlare con dei magistrati, PM, giudici. Mi sono sempre sentito dire: ma è inutile inasprire le pene, tanto chi vuole delinquere non si fa intimorire dalla pena. Poi alla fine, mi va di dirlo perché io poi alla fine cerco di tirare i conti, alla fine se ne esce comunque un Salvini che inasprisce tutte le pene del codice della strada. Allora mi chiedo, se è inutile inasprire le pene, perché si inaspriscono solo le pene del codice della strada? Forse perché il codice della strada e i verbalini che si pagano portano soldi nelle casse dei comuni e dello Stato. Io mi assumo la responsabilità di quello che dico, però non è stata fatta una legge dove si dice: guarda che se tu ti metti ubriaco o sotto effetti stupefacenti alla guida di una macchina e finisci in una fermata del pullman e ammazzi 4 persone, come già è successo in passato, io metto la chiave, ti metto dentro e butto la chiave. Cioè qua si pensa solamente tutto ciò che porta soldi, tutte le leggi che vengono fatte solo e esclusivamente per portare soldi nelle casse dei comuni e dello Stato. Non è possibile che non ci sia nessuno che capisca che un atto del genere, ammazzare una persona, addirittura come nel caso di Giulia Cecchettin, visto che l'abbiamo nominata, con 74 coltellate, e poi mi viene a dire non è un atto, non c'è l'aggravante della crudeltà. Ragazzi, ma io mi domando, ma vi rendete conto cosa significa prendere un coltello di 30 centimetri e infliggere 74 coltellate addosso a una persona? Cioè io vorrei rendermi, qua non si tratta di prendere una pistola, sparare, fare il buco, qua si tratta di macellare una persona. Guarda Vincenzo, non so cosa dirti, come commentare quello che hai detto, perché stai parlando di una crudeltà che non viene messa nella bilancia. Ecco, non so cosa vogliono mettere nella bilancia quando decidono, ecco, e come decidono. Comunque ti chiamerò, vedremo se riusciremo a portare avanti questo tema così delicato. Poi Mirella, permettimi l'ultima cosa. Vai. Io desidererei capire, dovrebbe esserci un qualcuno in Italia, un ente che sia, un qualcuno che prenda in considerazione e valuti l'operato sia degli avvocati e sia dei giudici, perché sentire giudici che avallano le violenze o avvocati che giustificano i colpevoli della serie la ragazza è stata violentata, sarà cercato perché aveva le minigonna, il giudice che se ne esce e dice no, lo spacciatore è libero perché lo spaccio è l'unica sua fonte di sostentamento, o il giudice Gallo che ha giustificato la violenza sulla donna
da parte del marito, perché sono atti di... cioè non va bene, non va bene. Laddove anche loro sbagliano o colpevolizzano le vittime, devono essere responsabili. Cioè un avvocato che fa un giuramento e giura di comportarsi secondo giustizia nell'interesse del suo assistito, allora la mia domanda è: qual è la giustizia per un avvocato e per un giudice? Queste persone che difendono, e va bene che le persone debbano essere difese, ma credo che ci voglia una morale. Io ricordo che mi sono sentito dire dall'avvocato di controparte in appello, l'avvocato di controparte in appello, donna, è andato in appello a chiedere una riduzione di pena per Andrea Iavarone perché mia figlia era consenziente, perché mia figlia in una chat aveva scritto semplicemente, come fanno tanti adolescenti, vorrei morire per vedere a chi manco. Poi nello scherzo aveva scritto no, ma anche qualche taglietto per vedere chi si preoccupa di me. Insomma, era una ragazza che cercava attenzioni. Ma sentire un avvocato donna che dopo la fine che ha fatto mia figlia andasse a chiedere una riduzione di pena dicendo che mia figlia era consenziente, ma ripeto, sono tanti casi, ci deve essere qualcuno che giudica e che valuta l'operato di queste persone, perché non è possibile che loro possano avere tutta l'immoralità e possano dire quel che vogliono pur di difendere l'indifendibile. Grazie Vincenzo, ti ringrazio di cuore per quello che hai detto, per quello che stai facendo, per l'impegno che hai preso di portare avanti, per una certezza della pena, perché la giustizia arrivi finalmente. Ci sentiremo, mi faccio sentire presto Vincenzo, poi ci mettiamo d'accordo, ecco, vedrai che qualcosa riusciremo a mandare questo messaggio a Natale anche a quelli che fino adesso di dovere non hanno ascoltato e devono ascoltare e riflettere. Grazie Vincenzo, un grande abbraccio da tutti noi, grazie di cuore. Sentiamo come ci saluta anche, grazie a te Vincenzo caro, Eddie Bonotto. Eddie, come ci saluti? Abbiamo parlato di sicurezza, varie forme di sicurezza. Crediamoci e abbiamo speranza, perché dobbiamo combattere per le persone a cui vogliamo bene. Grazie Presidente, a Eddie Bonotto, Presidente Comunità Fumisti Spazzacamini, di essere stato con noi. Ancora un grande abbraccio a Vincenzo Gualzetti e a questa figlia che non c'è più, ma io ricorderò ancora e la farò anche vedere, Chiara. Ecco, tante Chiare, tante Giulie purtroppo. Pubblicità. C'è adrenalina, come quando aspetti un concerto. Portiamo anche i bambini, che continuano da grandi. È diventata una festa. E ognuno dona qualcosa. Anche una cosa piccola. Fai del bene e ti fa bene. E quando finisce, senti come quando metti a posto. Spegni le luci e aspetti l'anno prossimo. La colletta alimentare, il 16 novembre. Mi raccomando, cercate di donare oggi che è giornata di spesa, quasi sempre il sabato troverete questi alpini che stanno facendo nei supermercati questa raccolta per la colletta alimentare, perciò cercate di ricordarvi, oltre alla farmacia per i bambini, anche della colletta alimentare, perché noi ne abbiamo veramente bisogno. Noi che cerchiamo di aiutare le fragilità, e sono veramente tante, ve lo posso assicurare, sono persone per bene, cerchiamo di aiutare. Ecco, basta un piccolo gesto, non serve chissà cosa, ma un piccolo gesto da parte di tutti farà grande anche la colletta alimentare e farmacia per i bambini. Detto questo, saluto e ringrazio Antonella Trolese, Presidente Associazione Incontinenti e Stomizzati del Veneto, anche lei che sta cercando di dare un contributo importante a questa associazione e soprattutto alla possibilità di fare prevenzione e di capire. Allora intanto vediamo anche questa locandina, grazie Presidente di essere qui. Allora com'è la situazione? Prego. Buongiorno Mirella, grazie di averci invitato. Apprezzo sempre la sua trasmissione e soprattutto la sua empatia verso le problematiche della collettività. È una cosa che veramente non hanno tutti e la ringrazio veramente per la sua attenzione alle situazioni difficili.
Beh, il mondo dell'incontinenza, come abbiamo detto, è un mondo particolare, è un mondo che non si rivela in tutta la sua complessità, proprio perché va a toccare l'aspetto intimo delle persone. Non tutti ci tengono a dire che hanno una stomia o sono incontinenti, e questa è la difficoltà anche della nostra associazione a trovare il modo per accostarci a queste persone. Le nostre campagne, che si potranno vedere in quella locandina che esponete, servono proprio a questo. Le facciamo in collaborazione con gli ospedali e con il personale sanitario, quindi non sono i volontari a parlare di incontinenza, ma il personale medico. Questa invece che vediamo nella locandina è un percorso di automutuo aiuto. Questo è una cosa che noi facciamo sempre presso gli ospedali con il supporto del personale infermieristico medico. Ci troviamo con i pazienti e lì viene fuori tutta la dolorosa umanità che c'è. Facciamo questi incontri fra di noi, ci confrontiamo ed è la cosa bella, è che veramente lo si fa in allegria, perché quando riusciamo a trovare quel contatto fra di noi è molto bello, perché anche parlare di incontinenza diventa spiritoso e così ci si solleva un po' dalle problematiche. Si trovano riscontri, perché fra di noi parliamo e c'è quello che ha la soluzione, quell'altro che dice guarda io faccio così e quindi mi trovo bene, e diventa un modo per confrontarci. Poi se ci sono degli aspetti psicologici un po' da derimere, chiediamo il supporto dell'ospedale e della psicologa ospedaliera. Abbiamo Giulia da Venezia. Ciao cara Giulia. Mirella, ciao, buongiorno a tutti e ai tuoi cari ospiti, l'ospite che hai là. Mirella, io volevo parlare dei politici, Mirella. Guarda, quando fanno la pubblicità, Mirella, sono sorridenti, belli, chiedono il voto. Mirella, ma cosa hanno fatto loro per noi? Niente. Niente, per 3 volte ancora niente. Hanno fatto per loro, Mirella, perché guarda che non vogliono più andare via e loro fanno i loro affari, non fanno quelli dei cittadini. E allora, Mirella, adesso per l'agricoltura ho visto uno, sempre quella faccia, sono sempre loro, non cambiano mai, non mettono mai giovani. E dicono dell'agricoltura, mi sembra che sia andata bene per il vino, per i vigneti e non per quella povera gente che con quella stalla di mucche là, poveretti, che fanno parte proprio di quel partito che dicevano che aiutavano quelli delle agricolture, delle quote latte, di tutto quello che ci dicevano. Allora Mirella, io spero che la gente si renda conto che non sono là e non sono andati là neanche quelli del governo per fare il nostro bene, ma per fare i loro affari. Altro che te, Mirella, che fai tutto coi tuoi assegni. Ho visto, sai, Mirella, anche quella povera persona che faceva la dialisi, poveretto, che quando una persona fa la dialisi 3 volte alla settimana, quando va a casa ha bisogno di essere accudito. E poi Mirella con quel chiodo là, è vero Mirella, guarda, ti ringrazio per tutto quello che fai te, Mirella, ma per quello che fanno i politici mi fanno schifo e schifo, straschifo tutti quanti. Ciao Mirella, buongiorno a tutti. Ciao cara Giulia, grazie Giulia per quello che dici. Non sono sola, siamo in tanti, anche questa Presidente che abbiamo ospite questa mattina. Siamo delle belle squadre che stanno cercando di aiutare la comunità anche facendo prevenzione, e qualcuno non ascolta. Prima o dopo ascolteranno, cara Giulia, perché il tappo può saltare in qualsiasi momento e quando salta il tappo non ce n'è per nessuno. Presidente Trollese, cos'è la prevenzione nel 2025?
25, soprattutto noi parliamo di incontinenti estomizzati, una volta si pensava sempre a persone diversamente giovani, mentre la realtà è un'altra, ci sono anche bambini, grazie proprio all'informazione, a questo salire veramente la scala per far capire che non è così, e grazie a voi siamo riusciti a fare questo. Prego Presidente. Guardi signora Mirella, prima di rispondere alla sua domanda mi allaccio un attimo a quello che diceva la signora Giulia. Il discorso è questo: io credo fermamente che i cittadini debbano in ogni caso andare a cercare le risposte e le verità inconfutabili. Questo ci permette di rispondere in maniera proattiva alle problematiche che altri non riescono a risolvere. Detto ciò, la prevenzione è fondamentale perché si impara da giovani a non essere incontinenti quando si raggiunge una certa età. La prevenzione è fatta da come viviamo, da come affrontiamo energicamente la giornata, da come mangiamo, l'attività fisica, tutto questo è un insieme che dà un benessere al nostro corpo che si protrae nel tempo e ci permette di affrontare gli anni in maniera più equilibrata. Naturalmente se fumiamo, se mangiamo male, se non facciamo attività fisica, a lungo andare il nostro corpo si debilita ed ecco che poi arrivano le problematiche, salvo poi le malattie che quelle sono un punto di domanda e ci toccano un po' tutti. Questo è il tema. La prevenzione la facciamo insieme ai medici, come dicevo, che aiutano le persone a comprendere proprio quali stili di vita poter portare avanti. Questo è quanto. Noi stiamo facendo tra l'altro un lavoro con il San Raffaele di Milano proprio per trovare, è uno studio che stiamo mettendo a punto insieme alla nostra FAIS nazionale, alla nostra associazione nazionale e il San Raffaele di Milano. Stiamo preparando uno studio che verrà divulgato in Veneto per raccogliere e scovare l'incontinenza silente, ovvero tutte quelle persone che sanno o non sanno di avere un'incontinenza e portarle a emergere per fare prevenzione anche con loro. C'è purtroppo troppa gente che ancora non si cura, sa di avere qualche problema, ma lo sopravvaluta e quindi stiamo cercando di trovare anche queste persone. Allora, vediamo anche l'altra locandina che avete mandato per commentarla. Ecco, la riguardiamo. Ne ho due io. Prego, Trolese. Dei medici, questo studio verrà portato, cioè faremo questa campagna presso i medici di famiglia, nelle farmacie e nei supermercati, in modo che la gente abbia accesso. Presidente, la fermo un secondo solo per vedere questa locandina sto cercando di far capire l'importanza di quello vediamo. Il corpo è un'opera d'arte. Come ha letto lei questo ministro Valditara, che invece ecco, su questa anche sessualità, che è una cosa fondamentale, far capire ai giovani il rispetto del proprio corpo, conoscerlo fin dalla giovane età per avere un futuro migliore. Come l'avete letta voi dell'associazione Trolese? Allora guardi Mirella, lei vede questa Venere di Botticelli, l'abbiamo messa apposta perché siamo un'opera d'arte, perché siamo unici, nella nostra unicità, anche se c'è quel presidio per stomia, quella Venere non è meno bella. Quindi l'importanza del corpo, l'importanza di ascoltare il nostro corpo ci aiuta anche a fare prevenzione sulle nostre possibili e probabili malattie non dichiarate. E questo è fondamentale. Io credo che la sessualità nelle scuole non abbia bisogno dell'approvazione dei genitori, si fa e basta. Si fa perché c'è necessità, perché questi giovani non hanno empatia, hanno bisogno di comprendere la bellezza, la delicatezza e l'importanza che il corpo venga trattato con cura, con amore, con compassione anche nei momenti in cui il corpo diventa anche fragile, diventa anziano
e quindi questa empatia, rispetto verso il corpo va assolutamente insegnato all'interno di una prevenzione sulla sessualità che deve essere a tutto tondo, insomma. Presidente, dal vostro importante osservatorio, cos'è che vedete? Cos'è che manca secondo voi proprio per far capire l'importanza di quello che state facendo? Guardate che è un'associazione non importante di più, che sta facendo una prevenzione incredibile per far capire cosa vuol dire la parola stommizzati, questa parola che fa tremare i polsi ancora adesso purtroppo. Però grazie anche a queste associazioni, a questi medici, a questi centri è molto importante conoscere, capire cos'è anche la prevenzione, anche con questi nuovi strumenti che abbiamo avuto la fortuna, perché bisogna dire anche la verità, che la ricerca, la scienza e la tecnologia hanno fatto anche passi da gigante, diciamo quello che è. Prego Trollese. Sì, noi ci appoggiamo, come dicevo, ai centri perché i cittadini devono sapere che ci sono centri specializzati per l'incontinenza e l'ostomia. Abbiamo Treviso, abbiamo Padova, l'azienda ospedaliera col dottor Giacomo Sarzo, abbiamo appunto Treviso, abbiamo Verona. I centri previsti dalla rete regionale per i centri dell'incontinenza e ostomia sono previsti per legge 5 centri. Sono tuttora attivi appunto Padova, Treviso e Verona, sono quelli organizzati. Diciamo che altri si stanno organizzando e ci vuole anche un po' di tempo e tutta una struttura multidisciplinare, perché i pazienti nella loro malattia ma anche nella prevenzione dovrebbero essere visti nel loro complesso, non solo perché io ho delle perdite e vado dall'urologo, ma le persone dovrebbero essere viste dalla nutrizionista, dal ginecologo se parliamo di donne, nel complesso dovrebbero essere visti da una serie di persone che fanno il riferimento per quel paziente, ed è così che il paziente inizia un percorso di cure che lo porta alla guarigione, perché viene visto nel suo complesso. Presidente, l'altro giorno o ieri mi sembra parlavo proprio di questo, la difficoltà da parte della figura maschile di curarsi, di fare prevenzione, molto spesso accompagnato dalla compagna, dalla moglie, perché lui rifiuta, è come mettere la polvere sotto il tappeto, anche se ha i sintomi non vuole dichiararli, non vuole ammettere di avere questi problemi. Proprio culturalmente c'è qualcosa che non va ed è sempre la figura femminile che incita, che supporta questa difficoltà, che cerca di far capire che la prevenzione va assolutamente fatta. Come mai l'uomo, la figura maschile in parte, non tutti, ma in parte fa ancora fatica ad ammettere questo, specialmente per quanto riguarda ecco, questi sintomi? Prego. Guardi, lei dovrebbe partecipare ai nostri incontri di automutuo aiuto, dove ci sono uomini e donne. Le donne sono molto più disinibite in generale e parlano dei loro problemi, parlano delle piccole difficoltà. Una signora un giorno mi disse: io non vado più in vacanza perché sono stomizzata e non so dove buttare i sacchettini. Queste sono le piccole problematiche, ma ci sono uomini che sono incontinenti e da anni si fanno aiutare dalla moglie. Questa non voler prendere coscienza con la problematica del proprio corpo è caratteristica tipica di molti uomini. Le donne sono molto più, diciamo, più aperte a comprendere, a trovare soluzioni, e gli uomini si trincerano dentro le loro piccole certezze e fanno veramente fatica anche ad andare da un urologo per farsi visitare quando cominciano ad avere qualche problema anche di età. Sì, c'è questa caratteristica che scopriamo, cerchiamo di scovare all'interno di questi colloqui. Quando voi vi recate anche nelle piazze, avete fatto... Presidente, quando voi vi recate anche nelle piazze, perché avete capito l'importanza, se tu non arrivi da me, in qualche modo io cerco di arrivare da te. Sì. Ecco, come siete visti? Le persone che si avvicinano, cosa dicono, cosa chiedono? Sono a coscienza di quella che è la situazione? Prego.
La gente apprezza molto che noi siamo nelle piazze, perché comunque caratteristica della nostra associazione è quella di portare la sanità al cittadino. E non sempre il cittadino deve per forza andare a cercare le risposte, anche noi come associazione cerchiamo di portarle le risposte in piazza, nei corridoi degli ospedali con i medici, cerchiamo proprio di essere lì per rispondere. Diciamo che fanno fatica ad avvicinarsi molti, perché c'è questa cultura del dire ma io non mi faccio vedere che sono così. Le faccio un esempio banale: mi è capitato una volta di essere a Legnago, in piazza proprio a Legnago, un sabato con il mercato. Si avvicina una signora, che c'erano ancora le mascherine, si avvicina una signora in bicicletta con gli occhialoni, il cappello in testa, con la bici, furtivamente parcheggia la bici dietro il camper e dice: io so che oggi qui c'è un'urologa e una ginecologa, posso parlarci? Certo signora. La signora è salita dentro il camper, ha fatto il suo colloquio e poi è scappata come se fosse una ladra, e per farle capire come certa gente approccia queste situazioni. Iniziative. Insomma. Abbiamo Francesco da Padova, vai Francesco. Sì, Mirella, io non ho capito la signora qua quando parla di incontinenza. Ma chi sono gli incontinenti, scusami? Perché io ero incontinente quando ero bambino. La facevo spesso a letto quando ero bambino, però dopo... chi sono gli incontinenti? Non ho mica capito chi sono. Adesso te lo spieghiamo, questo dimostra quello che abbiamo detto fino adesso, proprio in questo momento, ecco, il voler non capire quello che si sta spiegando da parte di qualche figura maschile. Allora spieghiamo, allora Trolese, chi è l'incontinente, visto che Francesco dice che era solo quando era piccolo, prego. Persone che a causa dell'età oppure a seguito di malattia, tipo ad esempio una prostatectomia alla vescica, diventano incontinenti urinari o fecali. Quindi cosa vuol dire? Hanno delle perdite di urina o di feci che non sanno controllare o che non possono controllare a causa appunto di una malattia. Queste sono le persone incontinenti, e se lei va in internet e digita incontinenza, la prima cosa che ti viene fuori è la pubblicità dei pannoloni. Non sempre c'è bisogno del pannolone, ecco questo abbinamento poco valido, incontinenza pannolone, perché attraverso la prevenzione, attraverso della ginnastica riabilitativa, attraverso varie attività si può prendere in tempo alcune forme di incontinenza. Poi ribadisco, ci sono le malattie, lì purtroppo bisogna fare altri tipi di ragionamenti, chirurgici, non chirurgici, con altri strumenti che non spetta a me spiegare perché non sono un medico, ma possono essere d'aiuto per superare le problematiche, insomma. Questo dimostra quanto importante è informare, cercare di conoscere il problema, cercare di far emergere anche le domande che ha fatto Francesco, ironicamente. Spero non ti capiti mai, Francesco, perché allora capiresti veramente l'importanza di questa parola e soprattutto anche l'inserimento del lavoro. Noi abbiamo avuto Marco Toresan che ha spiegato molto bene, ecco, l'importanza, i passi che si sono fatti avanti per queste persone che devono andare a lavorare, che non hanno più fortunatamente i problemi di prima, in parte che sono anche capite dalle aziende dove lavorano. Anche questo è un grosso passo in avanti, Trolese. Certo, anche questo è importantissimo, perché comunque le persone incontinenti dovrebbero avere un bagno riservato, come dovrebbe esserci dentro i luoghi pubblici, negli aeroporti. Purtroppo da noi in Italia non c'è ancora tanta sensibilità, però si stanno facendo passi avanti. Grazie a Marco Toresan, appunto, che è dell'associazione APIS, una delle nostre associazioni federate, è stato aperto a Silea un bagno per stomizzati. Dovrebbe esserci ovunque questa
sensibilità, perché comunque queste persone hanno bisogno di uno spazio più adatto a loro per potersi muovere all'interno del bagno, insomma, e quindi è molto importante che ci siano, e si spera che anche in Italia, ne avevamo parlato con l'assessore Lanzarini un paio l'anno scorso, ed ci stavano pensando, insomma, negli aeroporti sarebbe fondamentale, come nei luoghi pubblici. E come supporto economico anche per questi presidi che sono fondamentali, Presidente, cosa ci dice? Beh, diciamo che in Veneto la situazione è ancora molto buona, le persone possono scegliere i loro pannoloni una volta che viene rilevata questa incontinenza, che viene poi prescritto il pannolone dallo specialista. Ecco, con questa situazione vorrei dire anche a quel signore che chiedeva che cos'era l'incontinenza, è fondamentale che le persone vadano a fare una visita quando cominciano a capire che non riescono a gestire la loro incontinenza urinaria o fecale, ma ancora prima, perché quando si diventa anziani sarebbe opportuno fare delle visite di controllo. Anche per i prodotti di istomia abbiamo una libera scelta, perché grazie a Dio in Veneto ancora abbiamo possibilità di avere una libera scelta dei prodotti per stomia di cui il paziente ha bisogno, perché provate a immaginare un paziente che ha una stomia, quindi non può utilizzare l'ano per defecare, oppure la vescica per fare la pipì, deve provvedere con degli strumenti che si chiamano presidi per stomia. Se quanto importante è, Presidente Trollesi, la comunicazione, il far conoscere, ecco, sentire anche queste parole. Una volta era un tabù, guai a parlare di queste cose, specialmente ecco, in televisione, per la radio, invece un po' alla volta si riesce a capire, finalmente vediamo anche la pubblicità dell'uomo col pannolone, perché prima era solo la donna che metteva il pannolone. Mi sembra che da un paio d'anni, non molto tempo fa, finalmente si è capito che dobbiamo far vedere anche la figura maschile e far capire che non è una tragedia il pannolone o il presidio. Ecco, quanto importante è la comunicazione. Prego, Presidente. Sì, la comunicazione è fondamentale. Anche gli uomini possono utilizzare questi pants per le perdite, ma prima di arrivare là devono andarsi a far visitare. Non è che non devono ottenere la situazione di piccole perdite, perché potrebbe essere l'inizio di qualche malattia, di una prostata che ha bisogno di essere vista. Quindi è fondamentale prima di arrivare a mettere il pannolone, perché purtroppo la pubblicità ti fa vedere quello che è lo stadio dove uno dice incontinente uguale pannolone. Non è così, bisogna andare a fare prevenzione, andare dall'urologo, visitarsi, fare gli esami, capire bene perché si hanno queste piccole perdite che non si vogliono vedere, in particolare gli uomini. Le donne sono più aperte, ribadisco. Come ci saluta, Presidente? Ormai il tempo è terminato, a Natale farete qualcosa? Quali saranno i prossimi obiettivi? Prego. Beh, intanto continuare questo automutuo aiuto, che è fondamentale anche per me che lo vado a gestire in giro, capire i problemi delle persone. Mi creda, guardi, c'è un'umanità che ha veramente bisogno di parlare dei suoi problemi di incontinenza, perché purtroppo non è un tema di cui si ha grande volontà. Si creano questi gruppi di automutuo aiuto che diventano poi dei gruppi di amici e si parla dei propri problemi. Da lì noi anche capiamo come muoverci come associazione rispetto alle problematiche da gestire, anche quello che va portato nei tavoli tecnici regionali per l'incontinenza. Grazie Presidente, ormai il tempo è finito. Io la ringrazio di cuore di essere stata con noi, di aver fatto anche questa comunicazione. Lo devo ribadire, mi dia un secondo, per velocissima, la sua grande umanità, attenzione
e voglia di dare una mano alle persone. Grazie Presidente, devo chiudere, non ho più tempo, grazie ancora. Andiamo a vedere a chi andrà l'assegno, il vostro assegno anche oggi, e poi ci vediamo lunedì. Ciao grande famiglia dei Veneti Schiacciati, oggi siamo a Padova e stiamo per incontrare Carlo, che questa mattina ci ha chiamato direttamente in trasmissione a Sveglia Veneti. Abbiamo portato anche la borsa della spesa che adesso prendiamo e la portiamo direttamente a Carlo e a sua moglie. Andiamo. Ecco, suoniamo il campanello. Buongiorno, ciao Elisabetta, ciao carissima. Ciao. Eccomi qua, ciao Carlo, ciao. Ogni promessa è un debito. Certo. Intanto mi fa tanto piacere che tu stamattina ci abbia chiamato, perché hai fatto capire veramente che momento state passando ed io sono arrivata. Cosa è successo nella tua famiglia, Elisabetta? Ma diciamo che da quando lui ha avuto questo problema di salute e quindi anche la impossibilità di lavorare, per noi è diventato difficile tirare avanti, perché abbiamo solo la pensione di invalidità. Che di quanto è la pensione di invalidità? Di 250, quindi una cosa molto irrisoria. E poi ho l'accompagnatoria che per me, quindi il tutto è pari a 800 euro al mese, quindi 800 euro al mese, bollette, cibo e affitti che per fortuna qui abbiamo la fortuna di essere in una casa dell'ente, però comunque voglio dire può capitare l'imprevisto e quindi veramente non ci si sta proprio con le spese. Avete anche un figlio che studia? Certo. E questo è anche un altro aggravamento per la nostra famiglia, ma come per tante altre credo, ecco. E lo stiamo vivendo veramente molto molto male, anche perché io vorrei un lavoro, e sto cercando, anche perché anch'io ho una disabilità e quindi sono nelle categorie protette, però non c'è nulla. Adesso ci spostiamo da Carlo. Allora Carlo, eccolo qua, il mio Carlo, il nostro Carlo. Allora, per arrivare a telefonare alla Mirella a Rete Veneta vuol dire che uno veramente non vede spiragli da nessuna parte e dice adesso provo anche là. Cosa hai provato in quel momento prima di alzare il telefono e di chiamarmi? Cosa ti è passato per la testa? Ma sicuramente ho visto in quello che tu stai facendo un'opportunità per cercare di avere un aiuto, anche solo una parola di conforto che tu, come dalla tua presenza di oggi, ci stai dando con grande affetto, ritengo. E quindi quello che io ho pensato quando ho preso in mano quel telefono, ho detto vediamo se veramente queste persone sono in grado di darci un sostegno. Ascolta, un'altra cosa che volevo chiederti, racconta un po' cosa vuol dire avere i problemi che hai tu di salute, perché forse qualcuno non riesce a capire cosa vuol dire fare dialisi 3 volte alla settimana. Cioè, spieghiamo un attimino una persona come si sente. Allora, significa vivere attaccati a una macchina, significa non poter andare in vacanza, significa non poter programmare la propria vita, perché un giorno sì e un giorno no devi andare in ospedale, stenderti in un letto dove ti pesano quanti liquidi porti giorno per giorno, e con un ago che, se volete, vi faccio vedere, che è un chiodo, mi mettono, questo è il buco dell'arteria e più su c'è quello della vena, quindi da qua esce e da qua entra.
per 4 ore fermo immobile a letto 3 giorni a settimana è pesantissimo, ti dico la verità. Io sono un po' anche depresso, nel senso che ho dovuto ricorrere a un aiuto esterno, perché da soli io e Elisabetta non ce la facevamo più. Ascolta Carlo, oltre a questo però tu mi hai detto ho anche mia moglie con problemi. Sì, allora io ho avuto la sfortuna di prendere la TBC nel 2013 con un ricovero ospedaliero, e l'ospedale dice che ce l'avevo già, ma nella realtà non è così. A marzo dell'anno scorso Elisabetta 10 anni fa è stata asportato un tumore al seno. L'anno scorso a marzo io ho fatto un infarto senza accorgermi. A metà aprile lei l'hanno operata e gli hanno tolto una massa da 1,5 kg dall'utero. Il figlio? È un figlio veramente esemplare, nel senso che è proprio una persona molto brava e soprattutto molto coscienziosa. Tommaso è una persona che lui sta finendo il 5º anno di una scuola alberghiera, e però per darci un piccolo sostegno, ma soprattutto non essere di peso, va a fare il cameriere alla sera fino alle 3 di mattina. Bravo Tommaso, bravo Tommaso.